Buongiorno, ben ritrovati di nuovo insieme con la nostra prima edizione anche oggi per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio e non solo, e lo scopriremo fra pochissimo. Prima di collegarci con il nostro primo ospite vi do due velocissimi aggiornamenti di cronaca. La prima riguarda un'operazione dei Carabinieri di Portoguaro insieme ai colleghi di Bolzano che hanno eseguito 4 misure cautelari personali, 4 arresti, pensate, di ragazzini minorenni di età tra i 13 e i 17 anni accusati di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Accade a Caorle, un'indagine nata nel novembre del 2021 e questi ragazzi sono accusati non solo di spaccio di hashish e marijuana a Caorle, ma non solo, anche di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Dunque una vera e propria gang di ragazzini giovanissimi che è stata appunto sgominata dai Carabinieri. Parleremo di questo più tardi perché ci collegheremo proprio con la nostra Ilaria Marchiori che si trova a Caorle per sentire un po' la reazione del paese a questa notizia. Un'altra notizia di cronaca invece riguarda purtroppo 2 incidenti mortali. È stata una settimana molto difficile in Veneto sul fronte degli incidenti stradali, come sapete tante tragedie, se ne aggiungono 2 nella notte ai poli opposti del Polesine, quindi siamo nel Lorodigino. Il primo mortale è avvenuto ad Ariano nel Polesine 20 minuti dopo la mezzanotte sulla Romea, dove un 58enne ha perso la vita, un 58enne di Goro ha perso la vita dopo essere uscito di strada autonomamente lungo la Romea senza fortunatamente coinvolgere altri veicoli, e mezz'ora dopo, a luna di notte, all'Endirare un'auto ha investito un ciclista e purtroppo la persona che era in bicicletta è morta. Dunque altri 2 purtroppo incidenti mortali nel Veneto. Anche di questo parleremo dopo, tornando a parlare della sicurezza stradale. Ma adesso andiamo subito a parlare di Covid. Perché parliamo di Covid? Siamo nel secondo giorno, diciamo, della fine dello stato di emergenza in tutta Italia e quindi anche nel Veneto. C'è un'Italia che diciamo ha la strategia, attua la strategia della convivenza con il virus. Si stanno allentando praticamente e progressivamente le restrizioni già da ieri, poi il 1° maggio ci sarà la vera caduta, diciamo, delle restrizioni, e mentre questo accade in Italia, la strategia della convivenza, in Cina invece la strategia adottata è diversa, la strategia del Covid-0, cioè annullare totalmente i contagi. Ne sa qualcosa chi abita e chi lavora in Cina, in una delle città più popolose e più importanti anche dal punto di vista imprenditoriale, cioè Shanghai, una Shanghai che è in lockdown ormai da giorni. Torna a trovarci, lo ringraziamo, Riccardo Parise, buongiorno. Buongiorno a voi e bentornati in Cina. Allora, da voi come solito devo dire buonasera perché da voi è sera ormai, sono 6 ore di differenza, no? È l'ora dell'aperitivo. L'ora dell'aperitivo, un aperitivo in lockdown però da voi, imprenditore veneto, bassanese, lo ricordiamo. Sì. Lei è stato un po' in questi 2 anni di lockdown, scusate, 2 anni di pandemia, e c'è stato anche il lockdown in Italia ovviamente, il nostro corrispondente da quelle zone. E adesso cosa ci racconta? Il lockdown in Cina, l'abbiamo sentito parlare, raccontare un po' dai giornali. Ci racconta cosa sta accadendo, come si è arrivati a questo? Io lo sto vivendo in diretto. Io in realtà in questo momento non vi sto chiamando da Shanghai perché il 29 ho deciso di scappare da Shanghai perché ci sarebbe stato il grande lockdown, ben pensando di andarmene. E sono in un'isola a sud della Cina, si chiama Hainan, la località di Sanya. E in realtà poi quando ho dovuto fare diversi tamponi per potermi muovere, quando sono arrivato ne ho fatto un altro in aeroporto perché era obbligatorio, e in quel momento hanno scoperto che nei giorni precedenti c'era un caso, e ci hanno portato in un Covid hotel. Noi siamo chiusi in un Covid hotel dal 29 scorso. Doveva essere di 7 giorni, poi hanno scoperto che nel nostro volo c'era ovviamente un caso, e di conseguenza questo nostro lockdown durerà 14 giorni più 7 di controllo. Anche se non siete a Shanghai in questo momento? Anche se non siete a Shanghai. In questo momento a Shanghai c'è il grande lockdown, cioè allora, facciamo il grande vedere, lockdown da inizio pandemia. Chiedo alla regia di far vedere le immagini che ci ha girato proprio Riccardo Parise della situazione lì. Sono immagini che fanno tornare alla mente proprio i primi mesi. Questa è una zona dove ci sono gli asintomatici, è così? Sì, questo è uno dei complessi fieristici di Shanghai e questo è dove mettono fondamentalmente gli asintomatici
in attesa che appunto passi il tiro. Questi invece sono i sintomatici, cioè hanno adibito dei container e tutti i sintomatici senza gravi condizioni rimangono dentro fin tanto che un test sia negativo, dopodiché stanno altri 14 giorni all'interno di quel container e poi possono uscire. Può passare anche un mese all'interno di un container. E quindi vengono assistiti in che modo? Cioè vengono dati dei pasti? Assolutamente sì, vedevate prima, loro hanno semplicemente una piccola pertugia, una piccola porta e poi a cadenze regolari viene misurata la temperatura, viene fatto il tampone e viene passato il cibo, ma non c'è comunicazione umana per tutto il giorno. Senta, sono misure che furono prese all'inizio o sono ancora più forti rispetto all'inizio? No, quello che è paradossale è che noi fino a fondamentalmente dicembre dell'anno scorso, 2021, abbiamo vissuto una vita normalissima. Per noi Covid quasi non esisteva più. Poi però è arrivato Omicron e questo ha cambiato le carte e per poter mantenere la politica di Covid-0 il governo sta attuando queste misure che appaiono ovviamente per l'Occidente estreme, ma che qui sono quasi la normalità. Quindi da dicembre le cose sono un po' cambiate e sono peggiorate da fondamentalmente marzo. Per dare un esempio, insomma, mi corregga se sbaglio, io mi sono un po' documentato per capire un po' le proporzioni. Nell'area metropolitana di Shanghai circa 5.000 casi di coronavirus. In Italia e solo nel Veneto nelle ultime 24 ore erano 7.000. Qui c'è l'allentamento e la convivenza lì sono migliaia, certo, importanti, ma in proporzione a 26 milioni di abitanti sembrano pochi, eppure questa è la strategia. Vi do i numeri di oggi: 60.000 casi in tutta la Cina, 1 miliardo e 400 milioni, di cui altri 27.000, questi sono gli asintomatici, 27.000 asintomatici. Oggi a Shanghai ci sono 38.000 asintomatici e 1.500 in una città da 25 milioni di abitanti. Quindi sembrano per voi numeri irrisori, qui è una tragedia. Proprio perché loro non vogliono assolutamente, vogliono riportare a zero il numero e stanno attuando queste misure. In questo momento Shanghai è completamente chiusa. I miei amici, nessuno può uscire dalle loro case e nei giorni scorsi hanno dovuto accaparrarsi del cibo perché non era garantita la possibilità di poter uscire. Adesso si dice che possano uscire il 5, ma è già sicuro che questa cosa andrà avanti ancora per ulteriori 5-10 giorni. Quindi c'è stato l'accaparramento. Prego. No, prego. No, e quindi c'è stata la corsa, ma quella che avete vissuto anche voi, ovviamente, ad accaparrarsi cibo perché non si conosce esattamente il futuro. Ecco perché io avevo ben pensato di andarmene, ma in realtà non mi è andata esattamente bene. Non è servito. Non è servito. No, decisamente no. Diciamo che sta meglio lì che in un container, questo è sicuro. Ma questo è poco ma sicuro, anche perché non sono ancora contagiato, però diciamo che sono in un contesto buono, non mi posso lamentare, ma posso fare delivery, quindi sono assolutamente tranquillo. Però i miei amici sono rinchiusi in casa e non possono nemmeno uscire dalla porta. Se tu esci e ti scoprono che esci dalla porta, la tua quarantena riparte. Il problema è che se c'è anche solo un sintomatico in un palazzo, quel palazzo rimane chiuso per 21 giorni. Questo è il problema. E quindi... Prego. Ma arrivare al contagio zero è possibile? Ci si è riusciti? No, lo zero assoluto non esiste, però loro vogliono assolutamente ridurre al minimo questa cosa perché sono memori della situazione di Hong Kong che è vissuta a gennaio-febbraio. Lì c'è stato veramente un gran problema perché in un'isola di 7 milioni di abitanti si sono trovati ad avere 150.000 nuovi contagi ogni giorno e 200-300 morti ogni giorno. E quindi ovviamente il governo centrale di mainland China, cioè della Cina continentale, ha deciso ovviamente di attuare fin da subito queste misure per non ripetere, ma in scala ovviamente decuplicata, il problema di Hong Kong. Ma tutto perché c'è Omicron. Certo, ma com'è la politica vaccinale in Cina? Ecco, allora, perché c'è questo problema? Perché fondamentalmente in questi 2 anni dove abbiamo vissuto assolutamente normalmente, allora c'è il 75% di popolazione vaccinata, ma il problema è che i vaccini cinesi, fatemelo dire, fanno schifo, non funzionano. Il 20-25% della popolazione vaccinata è anziana perché per retaggio culturale non hanno voluto vaccinarsi e ovviamente per i numeri irrisori che in questi 2 anni si sono verificati in Cina non c'è immunità di gregge.
Quindi siamo tutti possibilmente contagiati. E quindi di conseguenza hanno il terrore. E poi c'è una densità di popolazione, ovviamente nelle città, l'avete visto, mostruosa, quindi il contatto sarebbe facilissimo. Ecco perché stanno tenendo chiuso nelle case le persone, sperando che un po' alla volta in questi giorni, in un mese circa, si riduca a quei valori di cui eravamo abituati prima di Natale. Quindi c'è una sostanziale differenza anche su questo, sulla politica vaccinale, perché lo dico toccando tutto il ferro possibile, quando noi ci siamo interfacciati in questi 2 anni, tutto quello che capitava lì da voi poi capitava anche da noi con diversi mesi di differenza. Ricordo quando avete cominciato a uscire dopo il lockdown, i Green Pass, anche se da voi è un po' diverso, un po' più rigido, nei ristoranti con le mascherine, poi puntualmente si è verificato anche da noi. Questo però sembra diverso, è difficile che questo possa accadere da noi. Oppure questa volta economico è successo il contrario, è successo prima da voi e poi da noi. Qui non sta morendo fondamentalmente la gente, anche se hanno paura che muoiano gli anziani, e qui hanno una grandissima cura degli anziani. Però non si possono permettere questi numeri, e quindi ovviamente adesso hanno visto che nel mondo comunque per Omicron non si muore, ma qui è vero, cioè anche la realtà locale italiana, veneta, insomma c'è una casa qua, c'è una casa qua. Qui la densità di popolazione è talmente alta che il manifestarsi dei casi sarebbe decuplicato. Questo è il problema, ed effettivamente hanno ragione. Ecco perché in questo momento devono tentare di contenere i numeri, perché sarebbe davvero una quasi strage. Si fermerebbe sicuramente l'economia, ma ci sarebbe poi un grave problema sanitario, perché comunque per quante strutture sanitarie ci siano, più o meno buone, il numero non sarebbe comunque sufficiente, quindi devono assolutamente contenere. Ecco perché gli asintomatici nelle fiere. L'ha accennato lei, a livello economico questo lockdown cosa comporta? Si è fermata l'economia, si sta fermando, diciamo, l'economia per un bel po', da un paio di mesi, però ripeto, i numeri fino ad oggi sono stati ottimi. Il 2021 per la Cina è stato un anno stellare, gennaio è stato ottimo, febbraio, marzo si sta risentendo perché gli shopping, i centri commerciali, i negozi sono chiusi, quindi non ci sono vendite. Ecco perché stanno cercando di risolvere questa cosa nel più breve tempo possibile. Se loro ci riusciranno ad aprile, secondo me avranno vinto, perché comunque sarà stato un problema di febbraio, marzo, aprile. Questo è quello che vogliono fare. È questa, diciamo, rigidità, questa disciplina particolare che è stata vincente da voi, anche se dall'occhio occidentale è quasi impensabile, no? Può succedere solo qua, perché vi posso assicurare che qui c'è un'autodisciplina e, come dire, un ossequio alle autorità che non esiste da nessun'altra parte del mondo, anche se devo dire che si sta percependo anche qui del disagio. Ormai anche i cinesi si stanno stufando di questa situazione comunque non normale e stanno vivendo anche questa situazione. Cioè, l'altro giorno in aeroporto abbiamo passato delle ore lì, è intervenuta la polizia, gente è svenuta perché non potevano accettare che senza nessun messaggio anticipato ci bloccassero, perché hanno deciso questa cosa finché noi eravamo in volo. Quando siamo andati lì ci siamo trovati la frittata fatta, e quindi nessuno ci lo dovete dire prima, non potete dircelo in questo momento. E quindi insomma c'è un po' di malumore, però ripeto, se riusciranno a contenere questo in circa un mese, la cosa si risolverà. Come vede invece quello che sta accadendo in Italia in questi giorni? Si stanno allentando le restrizioni, dal 1° maggio anche l'obbligo delle mascherine anche al chiuso non ci sarà più. Secondo lei è giusto così, oppure c'è un po' troppa libertà, o dopo 2 anni finalmente si può tornare un po' a vivere? Io credo che sia arrivato il momento per voi di tornare un po' alla normalità. Mi pare di aver capito, ma forse voi lo sapete meglio di me, che ormai questa è un'influenza più importante di un'influenza normale, e di conseguenza dovremo conviverci per i prossimi anni con questa cosa. Qui hanno già stabilito che quest'anno le frontiere continueranno ad essere chiuse perché non ci si muove se non si è residenti o stretti familiari. Qui continueranno a tenere le frontiere chiuse, inizieranno nel 2023 a lasciare qualcuno arrivare, e solo nel 2024 ci sarà la riapertura al turismo.
mentre da voi mi pare di aver capito che la situazione stia tornando alla normalità, e secondo me con l'avvicinarsi dell'estate non può che essere così. Gliel'ho già fatta in questi 2 anni la domanda, ma gliela rifaccio tanto più in questa situazione. Lei è un occidentale molto però ben radicato in una situazione diversa dalla nostra, è un imprenditore. Come la vive questa dicotomia, insomma, tra l'essere occidentale, avere una certa linea di pensiero e comunque poi vivere e lavorare in un sistema così diverso? Beh, ci vuole indubbiamente molta flessibilità. Dopo 10 anni ormai, insomma, dico di essere esperto di Cina, forse più di esperto del settore di cui mi occupo, anche un po' per scherzare. Però devo anche dire, io non posso dire che ha completamente ragione l'Occidente o ha completamente ragione l'Occidente. Probabilmente il buono di entrambe le parti fanno l'optimum, quindi non giustifico tutto quello che stanno facendo, e le immagini che avete fatto passare sono, fatemelo dire, indecenti, perché ci sono situazioni, vi racconterei per ore situazioni indecenti. Ci racconti altri episodi allora. Beh, ma allora vi dico solo questo: noi quando siamo andati qui in questo Covid Hotel, volevano, qui la regola è che ognuno è in una stanza, volevano separarmi da mia moglie che è incinta, al che ho dovuto litigare per convincerli a tenerci assieme. C'è un'altra coppia, un'altra famiglia di italiani, papà, mamma e bambino di 12 anni, e volevano mettere il bambino di 12 anni in stanza da solo. Noi abbiamo amici che hanno dei bambini neonati. Il loro dramma è che se per caso loro sono contagiati, i bambini vengono portati via e messi, per quanto siano attenzionati, comunque lontani dai genitori. Ci sono situazioni che in Italia sarebbero insostenibili, imbarazzanti, non sarebbe umanamente possibile. Dico umanamente, ma qui umanamente funziona così. Senta, non c'entra col Covid, ma è una realtà, e peraltro lei vive e lavora in Cina. Sì. La crisi, la guerra in Ucraina, lì come viene vista, insomma, anche da cittadini e dagli imprenditori? Non esiste, nel senso che qui non si percepisce, non c'è un'influenza economica della guerra russo-ucraina, nel senso che ovviamente sono amici di Putin, di conseguenza non ci sono situazioni economiche difficili, anzi. È chiaro che però io, avendo a che fare con aziende italiane, vedo che loro stanno avendo difficoltà, perché comunque manca una parte di entrate molto importante, quindi noi non ne risentiamo fondamentalmente direttamente, non è un problema, e se ne parla molto poco anche in TV. Ovviamente è pro Putin, ma neanche così tanto, nel senso che comunque è chiaro che devono tenere la parte della Russia, ma è vero che anche qui la Cina, il governo non sta facendo una campagna pro Putin così eclatante, insomma, quindi è sintomatico del fatto che stanno cercando comunque di trovare una mediazione, anche perché a loro non conviene. Questo sicuramente nel medio e lungo periodo. Certo. Parise, allora lei resterà al Covid Hotel per quanto abbiamo detto? Fino al 12-13, poi in teoria dovrei uscire, però non posso uscire dall'isola, devo rimanere almeno un'altra settimana monitorato, ma sarà finalmente la settimana di vacanza che mi meritavo, che avevo preparato. È previsto il ritorno a Shanghai quando allora, più o meno? Dipende dopo il 20, però è anche vero che fino al 5 comunque la città è completamente chiusa, non potrei neanche rientrare, ed è molto probabile che questa cosa durerà almeno fino al 15-20, quindi tutto sommato, se poi rientrerò dopo il 20, dovrei riuscire a trovare una situazione buona. È un po' quello che sta succedendo anche in altre realtà della Cina. La parte del sud, Shenzhen, che è un'altra città molto importante, ha vissuto la stessa cosa un mese fa. Pechino l'ha vissuta 2 mesi fa, perché poi c'erano le Olimpiadi, ve lo ricordate? E quindi loro hanno fatto questo lockdown stretto tra dicembre e gennaio, perché volevano far vedere al mondo che invece la Cina era libera e serena. Allora, la lasciamo, se vuole fare un saluto a tutti i veneti che la stanno guardando. Io ripeto, dico l'ultima cosa che ho detto l'ultima volta: sono 2 anni che non torno, io ho una voglia pazzesca di tornare, insomma, ecco, quindi mi auguro che finisca anche questa bolla e che finalmente, insomma, tra l'estate e l'autunno possa tornare. Però devo dire che da fuori mi sembra che gli italiani, i veneti, in questi 2 anni siano stati
molto bravi e diligenti e abbiano portato davvero un sacco di pazienza e finalmente secondo me si meritano un po' di libertà. Allora facciamo così, quando torna la aspettiamo qui in studio di persona, va bene? Molto volentieri. Perfetto, volentieri. grazie allora, grazie a Riccardo Parise, sempre puntuale e preciso nei suoi racconti che ci servono a far capire che le altre realtà ovviamente del mondo anche così lontane. Grazie e buona cena allora. Grazie mille a voi, buon pranzo. Grazie Riccardo Parise. Questa testimonianza davvero importante, insomma, per capire cosa c'è al di fuori dell'Italia e situazioni anche che abbiamo visto davvero incredibili, le diceva lo stesso Parise. Torneremo fra poco a parlare di Covid, ma prima andiamo a Pieve di Soligo. A Pieve di Soligo perché, torniamo alla cronaca, ieri abbiamo raccontato nel nostro servizio che martedì pomeriggio ci saranno i funerali di Adriano Armelin. Parliamo ovviamente del massacro di Pieve di Soligo, ormai 8 giorni da quel terribile fatto di cronaca. Oggi invece stamattina è stato il momento di quel flash mob organizzato da Lega e Fratelli d'Italia proprio in paese, il flash mob delle polemiche. Il flash mob delle polemiche in questi giorni, chiamato così perché, come sapete, il sindaco Soldan non voleva venisse fatto, non tanto per questioni di merito. Il tema della sicurezza, ha detto Soldan, è un tema condiviso da tutti, ma perché avrebbe preferito che si attendesse dopo i funerali e quindi non voleva che si organizzasse questo flash mob. La questura ha dato poi il via libera e quindi si è svolto, peraltro si è svolto una cinquantina di persone in assoluta tranquillità. L'ha seguito per noi questo flash mob Lucio Zanato, che vedo proprio davanti alla casa dell'orrore, la casa del terribile fatto di Pieve di Soligo. Lucio. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo davanti alla casa di Adriano Armelin. Quella che vedete qui è l'epigrafe, un grande papà con il suo sorriso, la sua generosità, la sua intraprendenza, il suo esempio nel cuore di tutti quelli che come noi ti volevano bene. Adriano Armelin, il funerale avrà luogo martedì 5 aprile alle 15 nel Duomo di Pieve di Soligo. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì alle 19 in Duomo. Questo recita l'epigrafe appesa questa mattina qui davanti a questa casa. Ma oggi è stato, come hai detto giustamente tu, anche il tema del flash mob, un flash mob organizzato da Lega e da Fratelli d'Italia vicino al mercato. Oggi è il giorno di mercato qui a Pieve di Soligo e una ventina di persone. Perché non voleva essere, diciamo così, una cosa clamorosa, ma voleva essere un segno per la legalità, un segno soprattutto per la sicurezza di questi territori, in un tempo in cui, ricordiamo, il governo ha deciso di tagliare la presenza dell'esercito con il tema delle strade sicure. E allora stiamo vedendo un po' di immagini appunto di questo flash mob, ma so che ci sono pronti anche i contributi che abbiamo registrato per voi questa mattina. Siamo qua oggi per chiedere un diritto costituzionale che hanno i nostri cittadini, che è il diritto alla sicurezza, il diritto a poter vivere sereni nelle nostre case, il diritto al fatto che i nostri anziani, i nostri bambini, le nostre donne non debbano aver paura nelle loro case, non devono aver paura a girare per le strade. Garantire la sicurezza dei nostri cittadini è una delle cose più importanti che noi dobbiamo garantire a chi ha lavorato una vita per costruire questo paese e per garantire ciò che noi oggi abbiamo. Le pene siano severe e siano rispettate e non accada come troppo spesso è accaduto in Italia, che le persone dopo qualche anno sono libere, mentre una famiglia soffre ancora la mancanza di un anziano che è stato picchiato in casa, ma come in molti altri casi che sono verificati anche su questo territorio. Riteniamo quindi che il problema principale sia la giustizia e che vada quindi la certezza della pena debba essere un elemento certo per una nazione. Uno Stato che ritira le proprie truppe e il presidio dei militari dalle piazze delle grandi città, che manda una nota alle forze dell'ordine perché non inseguano i ladri per non provocare incidenti, che invita a non utilizzare il taser oppure lo ritira laddove è utilizzato, non è uno Stato al fianco dei cittadini.
Così il senatore De Carlo di Fratelli d'Italia. A proposito di pene certe, insomma di giustizia, fa discutere anche la decisione della Corte d'Appello di Venezia che ieri ha scontato la pena per il ragazzino, ora sedicenne, all'epoca dei fatti quindicenne, che aveva accoltellato a Marocco di Mogliano Marta Novello. 5 anni di reclusione al posto dei 6 anni e 8 mesi previsti in primo grado. La Corte d'Appello di Venezia, sezione minori, ha ridotto la pena comminata al quindicenne accusato di aver accoltellato Marta Novello il 22 marzo dell'anno scorso mentre faceva jogging lungo via Marignana a Marocco di Mogliano. La 26enne per alcuni giorni lottò per la vita al Cafoncello, poi il sospiro di sollievo generale. Lei viva per miracolo, lui accusato di tentato omicidio e tentata rapina aggravata. In attesa delle motivazioni del giudice sembra stato accolto l'impianto della difesa rappresentata dall'avvocato veneziano Matteo Scussat, che aveva chiesto una rimodulazione della sentenza del Tribunale dei minori per consentire al ragazzo di intraprendere un percorso di riabilitazione e reinserimento. Marta Novello era stata aggredita mentre correva nelle vicinanze dell'agriturismo Alvecio Muraro. Il ragazzo quel pomeriggio sarebbe uscito di casa con l'intento di compiere una rapina, poi avrebbe raggiunto la giovane in bicicletta trascinandola in un fossato ai lati della strada. Qui l'accoltellamento, una ventina i fendenti. Solo l'intervento di alcuni operai che transitavano in zona ha impedito il colpo letale, consentendo l'individuazione immediata del ragazzo e il soccorso tempestivo di Marta. Dopo un primo intervento chirurgico ai polmoni lacerati, la 26enne ne ha subito un secondo per recuperare un tendine della mano. Nel corso del processo il quindicenne era stato dichiarato capace di intendere e di volere dallo psichiatra forense, che gli aveva riscontrato soltanto una forte immaturità. Un vizio parziale era stato così riconosciuto in primo grado. Ora la pronuncia dell'appello a un anno esatto dalla sfiorata tragedia che ha scosso un'intera comunità e che non mancherà neanche stavolta di far discutere. Torniamo a Pieve di Soligo dal nostro Lucio Zanato. So che poi hai sentito anche il sindaco Stefano Soldan. Cosa ha ribadito, immagino, quello che ha detto in queste ore sulla manifestazione, sul flash mob? Sì, praticamente ha detto semplicemente che il flash mob, lui non è stato invitato. In ogni caso il flash mob era inopportuno prima della data dei funerali e soprattutto ha detto noi comunque organizzeremo una fiaccolata subito dopo le esequie, potrebbe essere già mercoledì o giovedì della prossima settimana. In ogni caso comunque lui ribadisce il bisogno di sicurezza e soprattutto il bisogno di giustizia anche in virtù a quello che è successo, diciamo, del servizio che abbiamo sentito prima per Marta Novello, quindi nessun sconto di pena, ma chi ha sbagliato ovviamente deve pagare. Grazie a Lucio Zanato, grazie. Torneremo fra poco alla cronaca, ve lo dicevo, abbiamo aperto proprio con la baby gang sgominata a Caorle, ma ne parleremo fra poco con Ilaria Marchiori a Caorle. Torniamo invece a parlare di Covid. Abbiamo visto il racconto di Riccardo Parise a Shanghai. Da noi come sta andando? L'aggiornamento di oggi del contagio: sono 6.821 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore. Resta alta dunque la presenza del virus in regione, dove si riscontrano anche 20 vittime in più rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della regione. Il totale di quanti hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia supera il 1,5 milioni di persone. Cresce il dato degli attuali positivi, 82.106 più 465. I numeri ospedalieri, altro dato sempre da tenere sotto controllo, registrano un calo fortunatamente per quanto riguarda i posti letto occupati in area medica, mentre sale leggermente quello dei ricoverati in terapia intensiva, ed è il dato sempre più importante da tenere d'occhio. Nel frattempo, da ieri la fine dello stato di emergenza ufficialmente, ma appunto i sanitari ammoniscono, bisogna avere cautela. Sentite. Con la fine dell'emergenza scatta la fase 2, quella della convivenza con il virus. Speriamo che sia quella che tutti chiamano l'ultima fiammata del virus, che sia un'ultima fase che poi sia destinata a diminuire, perché veramente siamo in crisi sia per quanto riguarda il dover recuperare nuove strutture che invece erano ripartite con l'attività ordinaria, sia perché la nostra forza lavoro sta continuando a essere diminuisce perché ci sono nuovi operatori sanitari positivi. Nell'Ulsotto sono circa 1.000 in media i nuovi contagi giornalieri. Questo pian pianino si sta riflettendo anche sui ricoveri. Abbiamo
abbiamo 64 pazienti ricoverati. È vero che più di una ventina sono i famosi Covid per caso, cioè pazienti che sono entrati per altre patologie che poi successivamente si scopre che hanno il Covid. Però da qualche giorno, per esempio, abbiamo riaperto la rianimazione, ci sono due pazienti Covid in rianimazione. Intanto, per razionalizzare le risorse di personale in una fase che vede una riduzione naturale degli accessi, l'Ulsotto riorganizza il punto di Montecchio, dove la struttura allestita nell'ex sede FIAM non è più attiva a partire da oggi. Da domani il nuovo riferimento per effettuare i tamponi sarà il punto prelievi presso l'anatomia patologica all'ospedale di Montecchio. Per le vaccinazioni invece a partire dal 7 aprile si farà riferimento al punto prelievi ad Arzignano. Se è vero che l'allentamento delle misure c'è, l'invito resta comunque quello alla collaborazione. In ospedale fino al 31/12 prossimo venturo c'è ancora necessità della vaccinazione per i nostri operatori, dell'utilizzo dei dispositivi e quant'altro. Quindi chiediamo la collaborazione dei nostri utenti che per accedere in ospedale dovranno dare un certo grado di sicurezza alla struttura. Questo accade in Ulsotto, diamo invece un'occhiata all'Uls 4. È vero che i ricoveri sono pochi e stanno aumentando ancora e attualmente siamo superiori ai 30 degenti a Jesolo. Siamo intorno dai 33 ai 35 ricoverati. Sono pazienti che hanno sicuramente una patologia meno importante rispetto alla prima e alla seconda ondata, però restano positivi, sono infettanti e molto spesso vengono ricoverati in quanto trovati positivi, ma che si sono rivolti al pronto soccorso per altri motivi. Sono pazienti anche vaccinati, anche pazienti con dose completa, compresa la dose booster. Questo fa capire che la variante Omicron 2 è molto infettante. C'è poco da stare tranquilli, visto che i contagi non sono in diminuzione, come sostiene il direttore del reparto malattie infettive al Covid Hospital di Jesolo. Per questo l'attenzione deve rimanere alta. Gran parte dei pazienti sono pazienti anziani, se non grandi anziani, il che vuol dire sopra gli 80 anni, con patologie di base presenti, cioè cardiopatici, pneumopatici, diabetici, con insufficienza renale, e che quindi si rivolgono alla struttura sanitaria per un motivo legato alla malattia loro di base e si trovano positive al Covid. È chiaro che questa positività non è assolutamente asintomatica, ma peggiora il quadro della malattia basale. Per quanto riguarda poi la quarta dose, Brollo evidenzia. Si è visto che la quarta dose in questo momento non aumenta di molto il sistema immunitario, per cui la quarta dose andrà fatta a tempo debito, verosimilmente nella stagione autunnale, e quindi dovremmo verosimilmente imparare a usare il vaccino anti-Covid come usiamo il vaccino antinfluenzale. Questa dunque è la situazione, quindi il virus che non se n'è certamente andato. Intanto dal 1° maggio, come sappiamo, ci sarà anche lo stop alle mascherine anche al chiuso. Sentiamo cosa ne pensano gli abitanti di Asiago. Dal 1° maggio praticamente via mascherine, via Green Pass, via tutto. Già era ora, ma è troppo tardi. Troppo tardi? Sì, qui doveva farlo prima. Noi siamo molto ancora prudenti, per cui se ci sarà assembramento decideremo, insomma, però... Non è questa la libertà, secondo me, sinceramente. È ben altro. È una protezione. Per tutto. Penso che continuerò a usarla per qualche periodo sicuramente. Il fatto che anche il Green Pass verrà abolito? Non mi riguarda perché essendo sanitario l'ho sempre avuto e non mi sono mai posto il problema. Quindi non le cambierà nulla? Nulla, assolutamente. E dal 1° maggio niente più mascherina e anche l'obbligo del Green Pass decade. Finalmente. Noi abbiamo fatto scorta, ma comunque finalmente. Solo che bisogna stare attenti, secondo me, perché non è finita. C'è ancora preoccupazione quindi? Secondo me sì.
secondo me sì. Nel senso che via la mascherina sì, però non sarà così definitivo. Sono cambiate le abitudini proprio, anche le relazioni tra persone sono cambiate, ci sono allontanate. Io mi sono anche affezionata alla mascherina, nel senso che comunque ho passato ho i miei vaccini, la mia copertura, comunque con la mascherina non ho preso un raffreddore e sicuramente l'abbandonerò. Ovviamente perché il caldo darà anche fastidio, però diciamo con cautela. Io sono molto cauta e quando c'è gente preferisco indossarla ancora e comunque la uso ancora anche in ufficio. Ho tanti amici già ancora contagiati anche adesso, anche dopo la terza dose, quindi preferisco portarla. Diciamo andiamo per una questione di sicurezza. Non vorrei trovarmi ancora a novembre nella stessa situazione che eravamo quest'anno o l'anno scorso. Userò sempre la mascherina perché non sono convinta della fine della pandemia. Lei? Vediamo, speriamo. Cauto comunque. Sì, molto cauto. Così dunque gli abitanti di Asiago, è un po' il sentore che c'è anche in altre città del Veneto. Adesso pochi istanti di pubblicità e poi torneremo a parlare del miliziano di Portogruaro ucciso in Donbass. Rieccoci in diretta. Allora torniamo a parlare del caso del miliziano di Portogruaro morto in Donbass con le milizie pro-Russia. Abbiamo raggiunto ieri la famiglia di Edi Ongaro. Sentiamo cosa ci hanno detto. Dovremmo vedere il servizio con i familiari di Edi Ongaro. Il perché, il per come, perché è successo, perché forse quella volta o l'altra, no? E così vai in ricerca delle cose che la risposta non sarà. È il momento delle domande per Sergio Ongaro, il papà di Edi, il 46enne morto in Ucraina nella regione del Donbass, dove dal 2015 si era unito alle forze separatiste filorusse. Sergio, fuori dalla casa di famiglia a Giussago di Portogruaro, racconta di quel figlio che non c'è più e di un rapporto interrotto proprio a causa delle scelte di vita di Edi. Il giovane uomo mai aveva detto ai suoi cari cosa facesse realmente nel Donbass. Vedo che andava verso in Ucraina, però non mi ha detto dove però sapevo che la tendenza era quella di andare a fare qualcosa, insomma, ecco, per qualcuno o per gli ideali buoni, cattivi, cose, non lo so, perché quando dopo si va a sparare non sono più ideali buoni, no? Non lo sentiva da 8 anni. Sì. C'è un po' di rimorso. Quello c'è senz'altro, perché le decisioni dei figli può essere una causa anche dei genitori o no. Io non è che non l'ho perdonato, non la provavo, insomma, ecco. Però lui ha fatto la sua scelta. E scelta è la parola più ricorrente tra chi conosceva e voleva bene Edi. Anche con il fratello Mirko i rapporti erano ormai inesistenti. Non ho accettato quell'atto lì di andare via e andare in quel posto là. Dopo purtroppo ognuno fa le sue scelte e non è, insomma, lui ha deciso così e rispettiamo la sua decisione, però io 8 anni e mio padre uguale. La notizia della morte è stata comunicata dall'amico di famiglia Massimo Pin, sempre rimasto in contatto con Edi, alla cognata Raffaella, titolare di un'attività a San Michele al Tagliamento. Presa io e sinceramente per me è stato uno shock, perché sì, si sapeva dove era, ma non ti aspetti mai queste notizie, purtroppo. Vivi nella speranza che tutto vada bene. Adesso l'unico obiettivo della famiglia è portare almeno le ceneri a casa e farlo riposare accanto alla madre. Dove sua mamma, la cosa fosse alta di Portogruaro? Adesso naturalmente manca, ma non ci posso fare niente. Quello che spererei che qualcuno ce lo mandi qua, che ce lo mandi a casa, almeno a portare un fiore.
Ancora la cronaca dei primi rilievi: sarebbe stata una sigaretta a far partire le fiamme in cui ha perso la vita una 36enne di Ponte San Nicolò. Ieri pomeriggio il pubblico ministero in serata ha ascoltato il compagno della vittima e disposto l'autopsia. Sarebbe un mozzicone di sigaretta ad aver innescato l'incendio in cui ha perso la vita una 36enne di Ponte San Nicolò. A trovare il corpo della donna i vigili del fuoco, allertati dai residenti di via Firenze nel pomeriggio di venerdì. La sigaretta avrebbe incendiato il materasso sul quale la donna si trovava. Una volta domate le fiamme è stato scoperto il cadavere della giovane donna. La vittima è una mamma di 36 anni, residente al piano terra di questo complesso residenziale al Civico 18. Le cause del decesso sarebbero dunque dovute a una forte intossicazione da gas e fumi. La 36enne, al momento del rogo, era sola in casa. I medici del 118, intervenuti in via Firenze, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero di turno Sergio Dini, i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco e il nucleo investigativo dei vigili del fuoco. Anche il sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavon, si è precipitato sul luogo della tragedia insieme ai tecnici dei servizi sociali. Il magistrato, in serata, ha ascoltato il compagno della donna per delineare meglio il quadro di quanto accaduto. È stata inoltre disposta l'autopsia. Al momento sarebbe esclusa la responsabilità di terzi. A Treviso invece un 53enne denunciato perché accusato di aver venduto documenti falsi a cittadini stranieri per farli espatriare. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è la denuncia nei confronti di un 53enne pakistano da parte degli agenti della polizia di frontiera di Treviso. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo avrebbe smerciato documenti falsi a cittadini stranieri in procinto di espatriare, aiutandoli a lasciare illegalmente l'Italia. Il tutto ha inizio il 5 febbraio scorso, quando i poliziotti in servizio all'aeroporto Canova di Treviso arrestano in flagranza di reato un 24enne indiano, accusato di aver usato un passaporto pakistano e un permesso di soggiorno spagnolo falsi per espatriare in Portogallo. I documenti erano intestati ad un 28enne pakistano. La prenotazione del volo, invece, era stata effettuata qualche giorno prima, pagandola con una carta di credito intestata a 53enne pakistano. L'uomo è stato fermato dagli agenti della polizia giudiziaria mentre cercava di imbarcarsi su un volo diretto a Malta. I successivi controlli hanno portato alla luce che l'uomo avrebbe fornito documenti falsi anche ad altre 2 persone. Torniamo adesso a parlare del Covid, o meglio della fine dello stato di emergenza, e quindi da ieri non soltanto l'inizio del allentamento delle restrizioni, Green Pass in ristoranti all'aperto, negli autobus eccetera, ma anche il ritorno a scuola degli insegnanti cosiddetti Novax, o meglio degli insegnanti che non si sono vaccinati. Una problematica che è stata portata come dire, all'attenzione generale già da diversi giorni dai presidi. Ieri il primo giorno, allora ci facciamo raccontare come sta andando e come è andata, e lo ringrazio per essere con noi dal professor Salvatore Auci. Buongiorno. Buongiorno. Segretario provinciale del sindacato SNALS Consal appunto di Treviso, allora, nonché docente insegnante a Motta di Livenza. Allora, già ci siamo sentiti ieri in un servizio, ma vorrei insomma fare un po' il punto della situazione. Questo nodo delle mansioni, nodo degli orari per questi insegnanti. Come è andata? Che input ha ricevuto dai suoi, dalle persone insomma, che le hanno raccontato questa prima giornata? L'input è tutt'altro che positivo, perché regna confusione a scuola e soprattutto non vengono chiarite con le ulteriori norme del Ministero le cose che deve fare, i compiti del personale dichiarato in modo illegittimo, non idoneo. Qui il problema comunque, più che il personale non vaccinato, riguarda il rispetto delle norme, perché il decreto legge 24 non parla di utilizzo in altre mansioni del personale docente non vaccinato. Non dimentichiamo che il personale docente non vaccinato fino a prima della sospensione andava regolarmente in classe a lavorare con il semplice tampone. Il decreto legge dell'altro giorno, del 24 marzo, in pratica potrebbe a tutti gli effetti consentire a questi docenti di rientrare in servizio, se non che il Ministero interpreta in modo anomalo
quello che non è chiaro nel decreto. Nel decreto si dice che il docente non vaccinato non può essere utilizzato in classe, contraddicendo un po' se stesso nel momento in cui prima invece il docente facesse il tampone per andare in classe. Le note successive del Ministero che cosa vanno a toccare? Vanno a toccare due principi molto importanti. Vanno a dichiarare detto personale inidoneo alla funzione docente e soprattutto vanno a modificare l'orario di questo personale. Allora noi siamo intervenuti perché sicuramente le cose non andranno così semplicemente avanti, ma si andrà a finire in tribunale. Siamo intervenuti perché non si possono toccare i diritti dei lavoratori in modo unilaterale. Che significa questo? C'è un contratto che regola il nostro lavoro, c'è la legge che regola il nostro lavoro, il decreto legislativo 165 del 2001, e non è che il Ministero interpreta a proprio modo il decreto legge obbligando il personale alle 36 ore e mettendolo fuori dalle classi. Mettendolo fuori dalle classi ci potrebbe anche stare, perché il decreto legge dice che non può andare in classe, però lo stesso decreto dice che andrebbe utilizzato per attività di supporto all'istruzione scolastica, quindi al dirigente. Assolutamente non è possibile utilizzare questo personale per altri motivi amministrativi, addirittura in qualche scuola. Le cito una cosa segnalatami da una collega: addirittura qualche dirigente, riflettendo che il collega non idoneo, quindi non vaccinato, non idoneo secondo le circolari del Ministero che sono illegittime, addirittura dovrebbe andare a scuola di pomeriggio quando non c'è nessuno. A fare che cosa? Quindi uno dei casi è questo, insomma, venire al pomeriggio per fare chissà che attività. Ma che attività, a quelli che sono andati il primo giorno ieri, a cosa hanno fatto fare a questi insegnanti? Che input ha ricevuto? Nel decreto legge c'è scritto che devono essere utilizzati per attività di supporto alla istituzione scolastica, quindi potrebbero tranquillamente, lo dice pure la 107 del 2015, essere utilizzati di supporto al dirigente per tutte le sue mansioni. Il dirigente organizza le attività di programmazione, di supporto alla didattica in generale e via discorrendo. Ma laddove si dice che questi qua devono andare a fare in biblioteca non si sa che cosa, oppure devono andare a fare atti amministrativi, ce ne corre. Che fa? Andiamo noi docenti a fare lavori che sono degli assistenti amministrativi? Questo non l'abbiamo capito. E poi soprattutto, perché far fare 36 ore? Questo è un precedente molto grave, quello che sta per capitare, perché si modifica l'orario di lavoro in modo unilaterale, quindi senza accordo tra le parti, semplicemente perché si interpreta un qualche cosa che nel decreto legge non c'è scritto. Ripeto, il decreto legge è norma superiore, una circolare ministeriale non può andare oltre quello che dice il decreto legge. E poi, se permette, io gli ricordo un tentativo che c'è stato qualche anno fa di modificarci l'orario di lavoro in modo unilaterale. Tutti noi ricordiamo ancora quando il governo Monti, per salvare l'Italia, in automatico, in modo unilaterale, voleva portare tutti noi a 36 ore, dimenticando il lavoro che noi facciamo a monte dell'attività frontale che facciamo in classe. Quindi non ci stiamo noi dello SNAS a questo modo di vedere, non ci stiamo a questo modo di interpretare le leggi, perché le leggi non vanno interpretate in modo unilaterale, e soprattutto siamo disposti, abbiamo già i primi appuntamenti lunedì in sindacato per fare le prime diffide e andare avanti anche con i ricorsi se necessario. Ecco, queste diffide a chi sono mirate? Perché per esempio in merito a questa ipotesi il provveditore regionale Carmela Palumbo diceva il problema è che qui è una decisione del Ministero, il preside può fare ben poco. Assolutamente non è così. Il Ministero si è servito di una interpretazione, non sto qui a citare i passaggi perché sono veramente raccapriccianti, sembra un'arrampicata sugli specchi quella del Ministero. Non sto qui a citare i passaggi dell'ufficio legislativo del Ministero per dare supporto a queste fantomatiche circolari ministeriali che, ripeto, sono illegittime perché nel decreto legge 24 non è riportato nulla di quello che le circolari vogliono far passare, ossia l'inidoneità dei docenti, che in questo caso invece non esiste, e il discorso delle 36 ore. Ricordo a tutti i telespettatori che
per essere dichiarati inidonei per motivi di salute bisogna presentarsi davanti a una commissione medico-collegiale per verificare lo stato di salute del personale. Non solo, per essere poi una volta dichiarato inidoneo, e ripeto, il personale che è appena rientrato non è inidoneo, è personale non vaccinato. Ok? Quindi nel momento in cui invece in altri casi si chiede l'inidoneità del personale per motivi di salute, una volta stabilita l'inidoneità, il docente deve chiedere di essere utilizzato. Tutto ciò non c'è mai stato, quindi nessun docente è stato mai dichiarato inidoneo dalle commissioni medico-collegiali, nessun docente ad oggi ha fatto richiesta di essere utilizzato. Quindi la norma in Italia la rispettiamo oppure la interpretiamo a seconda del caso e della convenienza? È illegittimo tutto quello che sta facendo il Ministero della Pubblica Istruzione. Senta, vorrei che commentasse queste parole perché poi riguardano anche la spiegazione di questa decisione. Lo diceva lei, il paradosso, no, del tampone che prima aveva un senso, adesso invece sembra non aver più valore. Le parole del Ministro per i rapporti con il Parlamento di Incà, al Question Time 2 giorni fa. Per quanto riguarda la spiegazione di questa norma, il Ministro ha detto che gli insegnanti inadempienti disattendono il patto sociale ed educativo su cui si fonda la comunità nella quale sono inseriti. Il puro e semplice rientro in classe, ha spiegato D'Incà, avrebbe comportato un segnale altamente diseducativo. Per questo si è dovuto trovare un ragionevole equilibrio tra il diritto dei docenti non vaccinati di sostentarsi e il loro dovere di non smettere mai di fornire il corretto esempio. Quindi questa sarebbe la spiegazione, cioè non possono rientrare in classe e fare lezione normalmente, altrimenti darebbero il cattivo esempio ai ragazzi. Questo sostanzialmente. Come commenta? Ma mi perdoni, questa è l'ennesima arrampicata sugli specchi del Ministro, così come ha fatto l'ufficio legislativo dello stesso Ministero. Innanzitutto è irragionevole il discorso che un attimo prima della sospensione, quindi qualche mese fa, si poteva andare a lavorare, o meglio, i docenti non vaccinati potevano fare il tampone e andare in classe, al rientro il 1° di aprile ciò non vale più. E di cose incoerenti in questi 2 anni di pandemia ne abbiamo viste tantissime, a cominciare dal fatto che ci raccontavano a settembre del 2020 che si poteva stare tranquillamente in sicurezza a 1 metro di distanza dalla bocca, l'uno dall'altro, senza la mascherina. Poi ci siamo accorti qualche mese dopo che eravamo già tutti contagiati, quindi di cose irrazionali io ne vedo. Il Ministro non può giustificarsi con questo ragionamento perché non sta né in cielo né in terra. Noi parliamo in termini di diritto, non di astruse interpretazioni, astrusi rispetti di chissà quali equità, di chissà quali esempi che dobbiamo dare ai ragazzi. Noi ai ragazzi diamo tutti i giorni esempi di conoscenza delle norme, ma in questo caso il Ministro dà all'opinione pubblica il senso di una mancanza di conoscenza delle norme, soprattutto mancanza di rispetto del diritto. Qui il diritto o lo rispettiamo o non lo rispettiamo, perché altrimenti di cosa stiamo parlando? Senta, lei che ha il polso della situazione, in questi mesi a scuola, ma come in qualsiasi ambito lavorativo, i rapporti tra vaccinati e non vaccinati si sono un po' deteriorati, tra chi, insomma, la guerra tra poveri, no? L'abbiamo definita. Com'è la situazione adesso? Si è un po' calmata la situazione? C'è ancora questo fronte, come dire, questa divisione, anche in merito a quello che sta succedendo in questi giorni? Ho già premesso che noi non stiamo difendendo gli uni o gli altri perché entrambi hanno ragione, ok? E la legge doveva essere organizzata in modo diverso, non obbligare il personale, i lavoratori in generale, anche quelli della scuola, al Green Pass per farli vaccinare. Quindi la legge doveva invece prevedere il vaccino per tutti se era una cosa che serviva per risolvere il problema della pandemia. È stato messo in questo modo l'uno contro l'altro il lavoratore, sia a scuola ma anche in altri ambiti lavorativi, e certamente non aiuta. Il discorso poi che qualcuno dei lavoratori ci casca nel colpevolizzare chi si è vaccinato o al contrario chi non si è vaccinato è una cosa che veramente poteva essere risparmiata alla scuola. Non ha senso questo tipo di ragionamento, non ha avuto senso il modo di gestire, almeno all'interno delle scuole, la pandemia, e soprattutto tutte le cose che abbiamo subito. Un giorno si diceva una cosa, l'indomani si diceva esattamente il contrario. Non c'è stato certamente un modo per dimostrare che in Italia noi le norme le facciamo con cognizione di causa, perché
le norme noi in questi 2 anni, almeno come sindacato, le abbiamo giudicate schizofreniche. L'ultima domanda, allora mi diceva lunedì i primi incontri per le diffide, è così? Certamente, perché, ripeto, noi non vogliamo schierarci né con gli uni né con gli altri, ma vogliamo difendere il principio. Il principio è che in modo unilaterale non si possono toccare i diritti dei lavoratori, sia vaccinati che non vaccinati. Noi lunedì partiremo con le prime diffide e immediatamente dopo, se ci sarà la mancata risposta, se non ci sarà risposta da parte dei dirigenti, andremo in causa. Benissimo, grazie. Allora ci aggiorneremo nei prossimi giorni per capire come sta andando. Grazie al professor Salvatore Auci, grazie per questo spaccato della situazione della scuola. Grazie e buon lavoro. Noi andiamo velocemente in pubblicità e allora poi torneremo a parlare della notizia con la quale abbiamo aperto la nostra prima edizione, cioè la baby gang sgominata a Caorle. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora torniamo, come dicevamo prima della pubblicità, alla notizia con cui abbiamo aperto la nostra prima edizione. Ci sono 4 minorenni, pensate all'età tra i 13 e i 17 anni, coinvolti in questa operazione dei carabinieri. Parliamo di associazione delinquere, non una semplice baby gang, droga, materiale pedopornografico, insomma una Caorle che si sveglia con questa operazione davvero incredibile con protagonisti dei ragazzini. La nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio proprio a Caorle per sapere un po', per farci raccontare un po' i dettagli di questa operazione e un po' il sentore della gente. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo appunto proprio qui a Caorle dove sono stati arrestati 4 minorenni dai carabinieri, minorenni tra i 13 e i 17 anni, componenti di una vera e propria baby gang che gestivano lo spaccio proprio sulla piazza di Caorle. Si tratta di un'indagine che è iniziata a novembre 2021 e che è terminata proprio adesso. Un'indagine voluta, poi seguita dalla Procura dei minori di Trieste e però che vede protagonisti insieme ai carabinieri di Caorle Portogruaro anche i colleghi di Bolzano. Perché? Perché tra i 4 arrestati uno è stato arrestato proprio a Bolzano e siccome si sono svolte anche ben 8 perquisizioni, 3 di queste sono state eseguite proprio a Bolzano. Perché? Perché appunto alcuni di questi ragazzi erano residenti a Bolzano ma avevano la casa delle vacanze, dove però venivano anche nei periodi invernali, ovviamente quando probabilmente nel corso delle vacanze insieme alle loro famiglie, e quindi avevano proprio queste abitazioni qui a Caorle e dove si recavano d'estate e anche nel periodo invernale, secondo quanto ci ha riferito il comandante dei carabinieri di Portogruaro, il capitano Raffaele Di Lauro. Per quanto riguarda invece il materiale pedopornografico di cui hai accennato proprio poco fa, sì, è vero che è stato trovato questo materiale all'interno dei loro cellulari, però il comandante dei carabinieri ha tenuto a specificare che innanzitutto si tratta di materiale a larga diffusione sul web, quindi non prodotto, non realizzato da questi ragazzi, e soprattutto ha tenuto a specificare il comandante, visti poi i contenuti, non sinonimo di devianza dei ragazzi, anzi con tutta probabilità non si sono nemmeno resi conto della gravità del materiale di cui erano in possesso e che facevano girare tranquillamente attraverso messaggi, attraverso il web, eccetera. Quindi da questo punto di vista, infatti il motivo dell'arresto non è questo, perché per questo sono indagati, sono stati denunciati. Il motivo dell'arresto è proprio quello che riguarda lo spaccio di stupefacenti, nello specifico di marijuana e hashish, di cui appunto rifornivano la piazza di Caorle. Noi abbiamo sentito naturalmente fino a poco fa molti dei residenti qui a Caorle. Alcuni di loro sostengono che oggi come oggi troppi ragazzi siano abbandonati a se stessi, quindi un po' per noia, un po' per avere del denaro facile, si mettano in mezzo a questo tipo di attività, chi più chi meno, salvo poi, come in questo caso, costruire una vera e propria rete di spaccio. Altri invece sostengono che proprio come in quanto località balneare come tante altre, sappiamo che questi episodi non sono certo nuovi, noi lo sappiamo bene perché il nostro litorale è ampio, Jesolo, Eraclea, Caorle appunto
appunto come in questo caso, e dicono che ovviamente d'estate qui si popola il paese, la cittadina, il litorale, località balneare, dunque è facile incappare in episodi come quelli di spaccio, di violenza, baby gang, aggressioni, insomma lo sappiamo perché ce ne occupiamo proprio direttamente anche noi nel corso della stagione estiva. Quindi molti residenti dicono che servirebbero più controlli, più sicurezza, però qui poi è un cane che si morde la coda, perché ovviamente nonostante i sindaci chiedano sempre maggiori forze dell'ordine, più sicurezza, poi sappiamo che da una parte o dall'altra dove si tira la coperta è sempre corta. Dunque un po' il sentore in paese è questo. Dicevamo, questi 4 ragazzi che sono stati arrestati dai carabinieri con i colleghi di Bolzano ora si trovano in una comunità, una struttura a disposizione dei magistrati proprio per essere ascoltati e essere sentiti. Naturalmente si cercherà di capire poi che cosa ne sarà, come saranno reintegrati. Il comandante dei carabinieri ha anche detto che le famiglie da cui provengono questi ragazzi sono famiglie medie, con famiglie tutte rispettabili, dove i genitori hanno anche buoni lavori, quindi non si tratta di situazioni al limite come spesso succede in questi casi. Dunque c'è anche questa, se vogliamo definire, aggravante in questo comportamento dei ragazzi, di questi 4 minorenni. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione. Se non ci sono altre domande, dunque Nicola, io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori, anche a Sandro Pongo. Questa sera ovviamente i servizi che racconteranno di questa vicenda, insomma, che ancora una volta porta l'attenzione in primo piano le baby gang, lo sappiamo, insomma ce ne occupiamo purtroppo quasi quotidianamente anche nelle altre province del Veneto, ne vedremo anche poi una nel Vicentino, ma poi nella Marca trevigiana. Torniamo a parlare adesso di imprese, di economia e parliamo un po' del post-Covid e un po' ovviamente della guerra. Ieri l'allarme di Confartigianato Marca Trevigiana con il mix letale di benzina e bollette, caro benzina e bollette, e 18.000 aziende trevigiane a rischio, fiducia di imprese e consumatori mai così bassa nella Marca trevigiana. La guerra spaventa più del Covid, coinvolti oltre 116.000 lavoratori. E poi ci sono le famiglie di questi imprenditori e non solo degli imprenditori, famiglie sempre più indebitate che magari avevano problemi anche prima del Covid e ovviamente il Covid ha peggiorato, e così anche la situazione della guerra, e il rischio, dice un'analisi della CGIA di Mestre, è di entrare nel tunnel dell'usura. Vediamo. Gli aumenti del costo dell'energia, del gas, del carburante e delle semplici materie prime che finiscono sulle nostre tavole stanno portando ad una costante crescita del debito delle famiglie venete. L'analisi è quella dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. A fine 2021 il debito ammontava complessivamente a 50,7 miliardi di euro. L'importo medio per nucleo familiare era poco al di sotto dei 24.300 euro, con un incremento rispetto all'epoca pre-Covid del 7,5%. Tra tutte le regioni d'Italia, solo in Trentino Alto Adige si è registrata una variazione percentuale maggiore di quella veneta. Le famiglie più in rosso sono quelle della provincia di Padova, seguite da quelle di Treviso e Venezia. I nuclei familiari meno indebitati in Veneto risiedono nel Bellunese. Per la CGIA si tratta di una situazione critica ma non drammatica. Ci preoccupa di più il diffondersi del rischio usura, che potrebbe colpire soprattutto artigiani e piccoli commercianti che, ad esempio, il caro bollette lo stanno pagando 2 volte. La prima come utenti domestici e la seconda come imprenditori per produrre all'interno delle proprie attività e per riscaldare e illuminare negozi e botteghe. Un fenomeno, quello dell'usura, difficile da inquadrare con dati reali, visto che spesso, sottolinea la CGIA, chi finisce nella rete di questi criminali spesso ha paura di denunciare i suoi aguzzini. E con la crisi economica, legata anche alla situazione geopolitica, le forze dell'ordine denunciano da tempo molti segnali di avvicinamento delle organizzazioni criminali al mondo dell'imprenditoria, soprattutto artigiani, commercianti e partite IVA. Lavoratori autonomi che inizialmente si indebitano per poche migliaia
migliaia di euro, ma nel giro di qualche mese si trovano nell'impossibilità di restituire questi soldi perché nel frattempo gli interessi hanno raggiunto livelli spaventosi. Sono queste, secondo l'ufficio studi della CGA, le realtà più a rischio. Secondo l'Associazione degli Artigiani, lo Stato deve intervenire con massicce dosi di liquidità, ma anche incentivando il ricorso al Fondo per la prevenzione dell'usura. La politica, o meglio le elezioni amministrative, 2 giorni fa è stato fissato l'Election Day, il 12 di giugno, il primo turno, si accorperanno referendum ed elezioni comunali. Ricordiamo quante sono le amministrazioni comunali che vanno al voto in Veneto, sono 86, di questi 18 nel Padovano, 17 nella Marca Trevigiana, 14 a Verona, 12 nel Bellunese, 10 nel Vicentino e poi 9 a Venezia e 6 a Rovigo. Ovviamente le sfide principali riguardano i comuni capoluogo, gli occhi sono puntati su Padova, Verona e Belluno. Nei primi 2 si presentano anche i sindaci uscenti, Sergio Giordani e Federico Sborina, come sappiamo, e alla ricerca di una riconferma. A Belluno invece Jacopo Massaro ha esaurito il suo secondo mandato e quindi la sfida è quanto mai aperta. I ballottaggi fissati al 26 di giugno riguarderanno, oltre alla città capoluogo, come sempre anche tutti i centri sopra i 15.000 abitanti, nell'eventualità in cui nessuno dei candidati superi il 50% più uno dei consensi. Dicevamo, occhi puntati su Belluno, Verona e poi Padova. Allora, il nostro viaggio, il viaggio di Francesco Ratai, adesso che si sa qual è la data, l'Election Day del 12 giugno, un po' il sentore dei padovani e cosa chiedono ai candidati sindaco. Il 12 giugno si terranno le elezioni, si deciderà chi siederà a Palazzo Moroni. Abbiamo chiesto ai padovani quali sono le loro necessità e le loro richieste al futuro sindaco. Al futuro sindaco di Padova si deve chiedere parcheggi, tanti parcheggi, perché la gente non arriva in piazza, non arriva a Padova se non ci sono parcheggi. Per cui, caro mio sindaco futuro, parcheggi. I negozi muoiono senza la gente. Direi avere un'attenzione proprio visiva della città, osservare il problema dove esiste e comunque non cercare di risolvere assolutamente personalmente il problema, ma delegare a chi è preposto, a chi sa fare, l'assessorato, chi... Un po' di mezzi in più e parcheggi. Parcheggi verso il centro e altro... Niente, ordine. Questo più pulizia, perché nelle zone delle università eccetera è un disastro, eccetera, e lì bisognerebbe fare pulizia proprio. Probabilmente una città un po' più pulita, quindi insomma frequentata un po' meglio. Meno droga, penso, credo. Un po' di sicurezza in più probabilmente, ma senza esagerare, e un po' di pulizia in più per le strade, perché credo che Padova meriti un occhio di riguardo. Probabilmente un po' più di sicurezza in alcuni quartieri in realtà, perché dopo in altre parti il sindaco ha fatto un buon lavoro. E per quanto riguarda i commercianti, che magari è un po' quello che mi riguarda di più, un aiuto da parte del sindaco, di tutti quanti i suoi collaboratori, perché stiamo passando un momento abbastanza di difficoltà. Miglioramento per esempio dei parchi per i bambini, stanno lavorando, si vede che c'è qualche miglioramento, però occorrerebbe forse fare di più, fare un po' più verde, più spazio, questo mi sembra una prima necessità. Queste le richieste dei padovani al futuro sindaco di Padova. E a proposito di elezioni amministrative a Padova, tra i candidati consiglieri nelle liste di Coalizione Civica a supporto del sindaco uscente Sergio Giordani c'è anche Giulio Crisanti, e non è un cognome a caso, è figlio del noto virologo. L'abbiamo incontrato oggi a Padova, sentiamo cosa ci ha detto. Sarà stato forse l'effetto della data ormai stabilita per le elezioni, ma in questo primo sabato di aprile fioriscono le presentazioni di candidati a Padova. Tra questi abbiamo il piacere di incontrare un candidato, non candidato a sindaco intendo, ma messo in una lista che sostiene il sindaco Giordani, ovvero la lista di Coalizione Civica, molto giovane e con un cognome che molti di voi insomma ricorderanno, ovvero Giulio Crisanti, figlio di Andrea. Buongiorno Giulio e benvenuto. Buongiorno, grazie mille. Senta Giulio, perché la scelta di candidarsi? Innanzitutto
in generale in politica per le prossime amministrative di Padova? Ok, diciamo tutto questo parte dal mio percorso fino adesso, ovvero io ho fatto l'università a Cambridge in Inghilterra e adesso sono qui al dottorato al primo anno e diciamo passando da città universitaria a città universitaria, che diciamo Cambridge alla fine demograficamente è molto simile, una città piccola con una grande popolazione di studenti, mi sono reso conto che noi studenti abbiamo un impatto enorme sulla città in generale, sia Padova che Cambridge, ma non abbiamo rappresentanza politica, cioè è praticamente inesistente. Per dirti, a Padova siamo 60.000 su 200.000 e quindi diciamo abbiamo un impatto enorme e secondo me questo dovrebbe essere sentito, quindi per questo devo colmare un po' questo buco, diciamo. E quali sono le esigenze principali degli universitari residenti o comunque in trasferta a Padova per tutto l'anno universitario, accademico? Beh, diciamo ce ne sono molte. Quella principale adesso secondo me è appunto l'alloggio, che io ho avuto fortuna che ho trovato un posto, ma parlando in giro tra i miei amici e tra le persone la situazione attualmente è assurda, cioè conosco un sacco di persone che devono andare 1 ora e mezza avanti e indietro ogni giorno, che da fuori Padova. Ultima domanda, è vero che suo papà Andrea non sapeva di questa sua proposta di mettersi in una lista politica per le comunali di giugno? Cioè sì e no, diciamo che io ho conosciuto Chiara Gallani attraverso mio padre che era amica sua, allora me l'ha presentato un giorno, però poi è stata lei a contattare me indipendentemente e mi ha fatto lei la proposta. Io gli avevo parlato un po' prima e ne avevamo discusso, però alla fine io sono io, lui è lui, l'ho scelta, l'ho fatta io e diciamo non ero ancora processato, diciamo, il tutto e ma non solo lui, mia madre mi ha chiamato sinceramente un po' in imbarazzo dal lato mio, che l'avevo visto sul giornale e non gliel'avevo detto, pure mio padre e i miei amici, ma non perché non volevo, ma sono quelle cose che a volte si possono anche fare di nascosto, insomma, dai genitori. Sì, vabbè, diciamo di nascosto questo credo sarebbe stato difficile, ma come ribadisco alla fine, cioè ormai ho 23 anni, ho la mia vita e mio padre poi ovviamente gli dico le cose, ma non era ancora arrivato diciamo ci siete arrivati voi prima di me. Bene, camminerà con le sue gambe in politica. Allora Giulio Crisanti, che ringraziamo per aver partecipato a questa intervista, al quale auguriamo ovviamente, come a tutti i candidati, in bocca al lupo. Queste dunque le parole del figlio di Andrea Crisanti, Giulio Crisanti. Restiamo però a Padova per parlare di ambiente. È stata presentati i dati della sperimentazione dei bus elettrici modulari Next. La sperimentazione era iniziata ad agosto, quando il mezzo del futuro era solo uno scheletro. Sotto la pioggia primaverile, quasi 8 mesi dopo, ecco Next rivestito, il bus elettrico nato dall'idea di una start-up padovana fondata da giovanissimi studenti universitari. È stato presentato in Prato della Valle con i dati della sperimentazione. Noi stiamo lavorando su diversi livelli, utilizziamo un approccio integrato per migliorare la mobilità di Padova, per ridurre l'inquinamento, ma anche per diminuire la congestione, e quindi da una parte stiamo andando avanti con metodologie più tradizionali come l'investimento di oltre 10 milioni sulla rete ciclabile, potenziamento delle piste ciclabili attraverso la biciclottana, ma anche modelli un po' più innovativi come gli autobus elettrici e ovviamente il progetto smart delle nuove linee di tram. A questo però affianchiamo questo progetto più sperimentale, che ovviamente non sarà la risposta che vedremo sulle strade nel prossimo anno, ma qualcosa si sta muovendo, la sperimentazione è andata bene e quindi speriamo che nei prossimi anni potremo aggiungere anche questo nuovo modello innovativo di mobilità per andare a soddisfare altre domande. La sperimentazione si è svolta prima lungo via Longhina e via San Fidenzo in una corsia ad hoc, poi ci sono state le prove anche tra la stazione e la fiera lungo via Venezia, arteria cittadina più trafficata. Il risparmio calcolato in questi mesi di prova è stato importante in termini di consumo energetico, con 6.000 euro in meno di costi e 26 tonnellate di inquinamento di anidride carbonica in meno. La particolarità e l'unicità di questo mezzo è il fatto di essere modulare e quindi di potersi combinare in base alla necessità di passeggeri. Next è un modulo simile ad un minibus che può ospitare al massimo 10 passeggeri, ma a questo se ne possono attaccare fino ad un massimo di altri 5 moduli per consentire un interscambio di viaggiatori.
Da Padova a Treviso torniamo nel capoluogo della Marca per parlare di un concerto domani al Tempio di San Nicolò dedicato ai sanitari dell'ULSS 2. Un'iniziativa straordinaria dedicata ai nostri sanitari che vuole essere un abbraccio virtuale grandissimo per tutti coloro che si sono spesi all'interno dei nostri ospedali in questi 2 anni veramente difficili. L'orchestra giovanile Luigi Cherubini, il pianista David Fraile, musiche di Bach e Mozart al Tempio di San Nicolò domenica 3 aprile alle 20:30 per il ringraziamento in musica, l'emozionante dedica a medici, infermieri, operatori sanitari, tutti quelli che nei 2 anni di pandemia si sono spesi per prendersi cura dei malati. Prima per la parte del Covid, dopo anche per il discorso della vaccinazione che hanno sempre seguito con attenzione tutto. È un grande concerto con un grande protagonista, un gran pianista, una grande orchestra di giovani. Venite tutti perché è fondamentale, è anche per ricordare e dare un contributo anche così musicale, allegro ai nostri sanitari che hanno lavorato, ma è un concerto per la città. L'ingresso al concerto, promosso dal Rotary Club, è libero. Uno spettacolo veramente per tutti, non solo per intenditori, e che prevede l'offerta libera e responsabile per l'Ucraina, perché abbiamo in questo momento quest'altro evento veramente drammatico che ci colpisce comunque da vicino, per cui questa vuole essere musica che unisce tutti. Bisogna stare insieme con i nostri amici ucraini, dico anche con i russi, con i musicisti russi, con tutta la tradizione di quell'area geografica, perché travalica le vicende del presente. A proposito di Covid, rimodulare le attività di controllo e i relativi servizi in conseguenza della fine dell'emergenza e della ridefinizione delle misure di contenimento Covid. È l'indicazione del Viminale in una circolare inviata ai prefetti. In queste ore il decreto del 24 aprile ha eliminato la suddivisione delle regioni in zone per colore con conseguente uniformità di applicazione sul territorio nazionale delle limitazioni residue. La circolare quindi rammenta che resta l'obbligo fino al 30 aprile di mascherine FFP2 del Green Pass base su aerei, traghetti e treni a lunga percorrenza, per gli spettacoli all'aperto, rafforzato per quelli al chiuso. Della sola mascherina FFP2 per il trasporto pubblico locale e gli scuolabus, le cabinovie e le seggiovie con cupoletta a paravento. Dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, le mascherine dunque, eccetto che per i bambini sotto i 6 anni. Lo sappiamo, dal 1° maggio ci sarà il decadimento anche di questo obbligo. Insomma, questa circolare riassume le misure per il graduale superamento anche del Green Pass, non più necessario all'aperto, degradato a certificato base per ristoranti al chiuso. Il Super Green Pass resta invece fino a fine mese per spettacoli, piscine, palestre, convegni, feste e sale gioco. I gestori sono tenuti a vigilare e rimangono in vigore le sanzioni. Fatte queste premesse, la circolare firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi invita quindi a pianificare le attività di controllo alla luce delle nuove disposizioni, coinvolgendo i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza. Dunque un aggiornamento anche dei comitati di sicurezza alla luce delle nuove misure per quanto riguarda il Covid. Abbiamo parlato spesso, ampiamente in questa prima edizione di Baby Gang, di criminalità tra minorenni, l'abbiamo visto nel caso anche di Caorle. L'altra faccia della medaglia dei giovani è quella dei giovani che si impegnano ad esempio anche nello sport, come i ragazzi premiati ieri mattina a Cassugana dal comune, che fanno parte della nazionale Under 20 di rugby e che hanno ben figurato al 6 Nazioni. Immagini della premiazione di 5 giovani trevigiani appartenenti alla nazionale di rugby under 20 che si è ben comportata allo storico 6 Nazioni di categoria. 3 provenienti dalla Benetton e 2 dalla Tarvisium hanno contribuito al successo degli azzurrini contro squadre blasonate come la Scozia, il Galles e soprattutto la temibile Inghilterra. Giovani che il sindaco Mario Conte ha subito ingaggiato come testimonial per recuperare quelli che ha definito i perdigiorno. Magari invece di passare il sabato pomeriggio a bere, come se non ci fosse un domani, finendo magari in coma etilico, magari qualche oretta in più su un campo sportivo lo passa in palestra con voi, oppure può andare a fare volontariato, oppure può mettersi a cantare, a suonare, a ballare, possono fare tutto quello che vogliono. Sindaco che ha tutta l'intenzione di recuperare con le buone, ma non solo, che è di fatto un problema per la città. Basta che non perdano tempo, che non facciano perdere tempo a tutta la comunità con atteggiamenti che sono decisamente sbagliati
e che fanno far brutta figura anche poi a tutti i giovani, perché poi sembra che tutti i giovani siano come quelli più annoiati, come quelli più indisciplinati. In realtà voglio far vedere che ci sono dei giovani che si impegnano e che fanno del sacrificio un elemento cardine del loro periodo di crescita. Un sguardo alle temperature, perché calano le temperature in Veneto con le massime che toccano tetti intorno ai 15 gradi, mentre proseguono le precipitazioni diffuse in diminuzione per domani, creando un mix che porta all'aumento, ed è questa la notizia, del rischio valanghe da grado 2 a 3 arancione, al limite del rosso. Secondo l'ARPAV l'indice di piovosità da un 75-100% di probabilità cala, su domani al 50-75%. In montagna ARPAV ha registrato nella notte una serie di modeste precipitazioni nevose che hanno innalzato il manto con un'oscillazione che va dalla punta di 28 cm ai 2324 metri di Monte Piana sopra Misurina ai 5 in Comelico, mentre a Cortina d'Ampezzo restano stabili gli 11 cm raggiunti nei giorni scorsi. Ma c'è questo aumento del rischio valanghe, quindi passa, secondo la numerazione di ARPAV, da grado 2 a 3, quindi arancione, al limite del rosso, quindi attenzione per queste zone. Ma allora vediamo nel dettaglio le previsioni delle prossime ore, il meteo, la pubblicità e poi rientriamo in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Inizio di weekend turbolento, la perturbazione giunta nei giorni scorsi farà sentire ancora i suoi effetti. Vediamo il dettaglio di sabato 2 aprile. Sul Veneto giornata alquanto variabile, cielo nuvoloso con precipitazioni discontinue e con distribuzione irregolare, possibili dei rovesci, specie al mattino su pedemontana e zone limitrofe. Nel pomeriggio non si escludono parentesi asciutte e localmente soleggiate, quota neve in calo fino a tutti i fondovalle dolomitici a 500-800 metri sulle prealpi. Temperature in lieve calo, minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso su pianura e costa cielo coperto con piogge intermittenti da deboli a moderate. Sui monti anche abbondante quota neve sui 700 metri. Sulla costa dalla sera bora moderata. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 7-11 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà perturbato anche qui, come vediamo, con precipitazioni sparse, nevose fino a 800 mm all'incirca. Temperature minime intorno allo 0, 1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta all'ultima parte della nostra prima edizione. Prima di salutare i nostri ospiti, un aggiornamento di cronaca che viene dal Vicentino a proposito di baby gang, insomma di giovane criminalità, insomma di giovani ragazzi. Abbiamo raccontato nella nostra prima edizione di questi 4 minorenni arrestati tra i 13 e i 17 anni perché gestivano lo spaccio di droga in piazza a Caorle. Rapina a mano armata, lesioni personali aggravate, minaccia, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e danneggiamento di proprietà privata sono i reati in concorso in cui dovranno rispondere 12 giovani, di cui 2 ancora ricercati, 3 italiani e gli altri di varie nazionalità, che nell'estate del 2020 si resero protagonisti di un vero e proprio raid per droga non pagata a Cavezzale di Monticello Conteotto nel Vicentino. A loro sono arrivati i carabinieri di Due Ville al termine di un'indagine svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza. Il gruppo, composto da una quindicina di giovani proveniente da varie zone della provincia di Vicenza, piombarono nella frazione di Cavazzale per compiere una vera e
e propria spedizione punitiva maturato a seguito di una partita di droga non pagata e per uno sgarro da vendicare, in quanto il fratello del capobanda era stato malmenato nei giorni precedenti. Questo dunque accadeva nel Vicentino del 2020, è stati rintracciati insomma, questi 12 giovani, quindi un altro episodio legato alla criminalità davvero tra giovanissimi. Saluto e ringrazio i nostri ospiti, Gianangelo Boff, commissario della Lega in provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Roberto Grigoletto, Partito Democratico, consigliere comunale Treviso, buongiorno. Non la sentiamo però. Chiedo scusa, non sono Eccoci abituato alla didattica a distanza. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Dopo le chiederò, come sempre io approfitto di lei nel doppio ruolo anche di insegnante. Allora, ripartiamo però allora dalla cronaca, tanti temi che vi chiederò. Ripartiamo, allora rivediamo un po' anche quel flash mob che c'è stato stamattina a Pieve di Soligo. C'era Gianangelo Boff, il flash mob di Lega e Fratelli d'Italia per chiedere giustizia e pene certe, come recita il cartello. Flash mob, è stato detto un po' delle polemiche in questi giorni perché era un flash mob che il sindaco Soldan non voleva, dicendo inopportuno prima dei funerali, parlando anche un po' di strumentalizzazione. Questa vicenda, insomma, anche questo no del sindaco le è dispiaciuto, Boff? Ma l'unico a aver strumentalizzato in realtà tutta la vicenda è stato proprio il sindaco, che se ne è uscito con una montagna di polemiche assolutamente ingiustificate, in quanto che queste manifestazioni si sono sempre fatte e non era assolutamente né una manifestazione violenta né una manifestazione in attacco a nessuno, tant'è che io ho anche difeso il sindaco, tra l'altro pentendomene anche poi perché non era assolutamente utile, tant'è che il sindaco poi in diverse dichiarazioni se ne esce pur non essendo attaccato su nessun argomento, cercando una miriade di giustificazione. I latini dicevano excusatio non petita, accusatio manifesta, cioè uno che cerca di giustificarsi in tutti i modi rispetto a qualcuno che chiede semplicemente di manifestare democraticamente e in maniera pacifica, semplicemente per chiedere una giustizia certa e chiedere un'implementazione delle forze dell'ordine sui nostri territori, dato che notizia che era uscita era anche quella che erano stati poi tolti i militari dal progetto Città Sicure, quindi non era nulla il fatto che comunque questo abbia creato tutta questa agitazione nel sindaco, tra l'altro andando a bloccare anche quella che è l'espressione democratica, cioè vergognosa, che voglio dire non era assolutamente né irrispettosa del fatto accaduto. Noi abbiamo portato anche il nostro cordoglio alla famiglia, ai familiari, agli amici, conoscenti della persona che è venuta a mancare, quindi è stata, se c'è stata una strumentalizzazione, quella è stata la strumentalizzazione del sindaco Soldan, che probabilmente pensa che il fatto di essere sindaco corrisponda forse a cose di qualche cinquantina, settantina di anni fa, dove il sindaco era onnisciente rispetto a come si gestisce un territorio. In realtà, cioè, l'espressione democratica civile, non mi sembra che nella foto non vedo né facinorosi né violenti né persone che hanno insultato nessuno. C'è semplicemente sollevare un'istanza rispetto a una problematica che, attenzione, Soligo non è di oggi, perché se voi andate a vedervi la stampa, nel 2019 c'è stata l'aggressione in piazza a una signora anziana, sempre nel 2019 l'imam che nella moschea picchia i ragazzi che non avevano imparato a memoria il Corano. E se poi vogliamo dirla tutta, nel 2012, quando, se voi vi ricordate, vi fu quel caso in cui fu ucciso un operaio fuori da una fabbrica, un omicidio cruento, le dichiarazioni di Soldan furono al vetriolo nei confronti dell'allora sindaco Fabio Sforza e dell'allora assessore alla sicurezza Alberto Villanova, che oggi è consigliere regionale. Quindi quello che lui oggi chiede agli altri, cioè lui è stato molto duro quella volta, accusando, fra virgolette, non avendone loro nessuna colpa, perché voglio dire è stata proprio quasi un'esecuzione fuori dal luogo di lavoro. Quella volta lui si scagliò in maniera aperta contro il sindaco che c'era in carica, cosa che noi non abbiamo fatto, anzi io ho difeso e ho giustificato il sindaco, che non tutto dipende dal sindaco, però logicamente è ingiustificabile il suo comportamento. Grigoletto, speculazione politica secondo lei, oppure è necessario poi manifestare insomma
la delusione, la rabbia per queste situazioni. Insomma, il massacro di Pieve di Soligo ha colpito davvero per la brutalità, per la futilità di quanto accaduto. Ma guardi, l'indignazione e la rabbia ci stanno tutte. È chiaro che è sempre sottile il confine tra quella che è una manifestazione di protesta, una rivendicazione anche di giustizia, che sono doverose, con quella che viene chiamata, ma io non vorrei usarla come un'arma contundente contro gli avversari politici, però come quella che viene chiamata strumentalizzazione politica. Poi è una questione anche poi di scelte, ovviamente, che fanno i movimenti, che fanno i partiti, di stile anche, no? Di modo di fare politica. Personalmente, ma dico la mia, perché non è che con questo giustifico poi la mia parte politica, che magari altre volte ha fatto altrettanto. Però dal mio punto di vista, insomma, per come la vedo io, per come magari forse anche sono fatto io sarei dell'idea che forse sarebbe sempre più opportuno fare decantare le situazioni, no? Quindi non andare sempre quando è ancora aperta la ferita, perché è come gettare ogni volta sopra del sale. Io mi domando piuttosto perché non è stato fatto, o meglio, perché non si interviene se non quando accadono questi episodi, e giustamente Boff li ricordava con precisione, perché si interviene solamente quando purtroppo accadono, e poi, ma non ne faccio, ripeto, un'accusa alla Lega o altri partiti, ma un po' alla classe politica in generale, di governo a tutti i livelli, e poi magari quando passano ci si dimentica, e fino a quando succede quello dopo. Ecco, io credo che nel frattempo bisognerebbe intervenire e pensare a qualcosa e a cambiare, a far cambiare le cose, altrimenti poi diventa davvero solamente manifestazione e rischio di essere appunto tacciata di strumentalizzazione. Boff, la vedo scuotere la testa. Allora, noi di sicurezza abbiamo sempre parlato del bisogno di più forze dell'ordine sul territorio, abbiamo sempre parlato e le abbiamo sempre chieste in ogni momento e in ogni circostanza. E poi, fra virgolette, il fatto che i nostri territori, che ci sia gente che gira per i nostri territori con intenzioni non sempre molto chiare, con modo in cui procurarsi da vivere anche sempre non molto chiare, su questo il problema l'abbiamo sempre sollevato. Se però un qualsiasi cittadino, una qualsiasi persona che non è della Lega, che non è del PD, che non è legge cosa c'era scritto sulla stampa in questi giorni, la strumentalizzazione è stata solo da parte del sindaco Soldán. Cioè, io sono intervenuto in maniera chiara e limpida dicendo che avremmo fatto un flash mob, avevamo chiesto la possibilità di insediare un gazebo, il sindaco ci ha detto di no, non abbiamo fatto polemica su questo, non abbiamo detto nulla. Andiamo là pacificamente a chiedere giustizia, pene certe per le persone che si macchiano di questi reati, e più sicurezza sul territorio. Punto. Sono arrivato al punto anche di giustificare il fatto che non può essere solo colpa di un sindaco quando succede una cosa del genere. Il parroco, ricordo che nell'omelia, il parroco a Pieve di Soligo, cioè quello che Soldán non si accorge è che nell'omelia il parroco dice attenzione, perché non è proprio così tranquilla la situazione, perché c'è tanta gente che gira in giro per le strade che non è proprio così sicura. Non lo dice il segretario della Lega brutto, cattivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, questa aggressività da parte di Soldán, questa voglia di voler poter gestire l'informazione, far tacere tutti, eccetera, è una cosa che tutto ha a che fare, fuorché con la serenità di una persona che cerca di non sollevare polemiche di fronte a un fatto così cruento che capita sul suo territorio, e non tenta di intervenire nel modo così come ha fatto lui. Quindi se c'è qualcuno che ha innescato una polemica, l'ha innescata lui. Leggetevi, come ripeto, leggetevi i giornali, leggetevi cosa c'è scritto sui giornali, leggetevi le mie dichiarazioni, leggetevi le dichiarazioni. Cioè, non c'è stata nessuna volontà di cercare polemica né da parte mia né da parte di altri, semplicemente quella di voler sollevare l'attenzione su un problema. Noi chiediamo più sicurezza nelle nostre città, i nostri comandi di polizia, le nostre caserme di carabinieri sono per la
gran parte sotto organico. Noi chiediamo al ministro Lamorgese che vengano ripristinati gli organici all'interno delle caserme, di modo che le nostre forze dell'ordine siano messe nelle condizioni di poter avere l'organico per poter controllare i nostri territori. Il problema però qui è anche al di là del controllo, perché era anche nel vostro striscione, giustizia e pene certe, perché poi si possono avere anche tante forze dell'ordine, ma poi la legge viene interpretata, comunque la legge che criticabile o meno, insomma, poi viene applicata e il nodo pare essere di più quello forse in questo momento e in questi casi, perché abbiamo letto, insomma... L'abbiamo visto con il caso della ragazza accoltellata a Mogliano, no? L'abbiamo visto ieri c'è stata una sentenza di Corte d'Appello che ha ridotto la pena. In quel caso ha ridotto la pena a uno che per strada ha accoltellato una ragazza, e se non fosse intervenuto qualcuno staremmo parlando di un omicidio. Certo. Però ecco, il nodo è quello, Grigoletto, perché poi non è facile, è un tema non facile, perché poi il caso è diverso, ci sono casi diversi per ogni situazione, ma è un po' il tema che si dice da anni, quello della certezza della pena. Il 36enne in carcere per l'omicidio brutale di Armelin è entrato e uscito dal carcere diverse volte, una lunga sfilza di precedenti penali, ha attraversato un po' il paese, insomma non nuovo a queste cose, la famosa frase già noto alle forze dell'ordine. Come si può uscire da questo? Perché poi c'è il rischio poi di eccedere dal lato opposto, bisogna trovare un equilibrio sulla giustizia, sulle leggi. Sì, assolutamente sì. Del resto la certezza della pena è l'unico deterrente che possa impedire quindi la delinquenza, no? E quindi sì, non ci sono alternative, bisogna essere certi per chi delinque che poi va incontro a delle pene, no? A delle sanzioni certe e sicure. Ma da questo punto di vista allora io mi domando la politica che cosa fa, o una parte della politica che cosa stia aspettando, perché a volte il sospetto mi viene quando penso che si è pronti subito a denunciare, a dire la legge non va bene, e non vanno bene i provvedimenti, dobbiamo chiedere di più, dobbiamo ottenere di più, e non otteniamo quello che chiediamo, eccetera. E però che magari forse per qualcuno vada bene anche così, che rimanga questo stato di cose, perché insomma far arrabbiare la gente, insomma, e dire ma noi l'avevamo chiesto, noi l'avevamo detto, noi continuiamo a chiederlo, magari ci si illude che possa portare consenso, magari può anche portare voti, ma non risolve il problema, e la comunità sta male e continua a soffrire e i casi si continuano a ripetere. Allora, per essere molto concreto, io penso che anche la Lega in questo momento, lo dico con molta simpatia a Boff, ma in questo momento la Lega è anch'essa al governo del paese, no? Fa parte strutturalmente del governo Draghi. La Lega governa la stragrande maggioranza dei comuni della nostra provincia e della nostra regione. La Lega è al governo nel Veneto e al governo anche in provincia di Treviso. Io penso che non credo che abbia soltanto il modo di chiederle al ministro Lamorgese di intervenire, penso abbia tutto il potere anche per ottenere qualcosa di più, magari forse anche avviare, questa è una proposta così che lancia, ma non so neanche quanto possa essere fattibile sinceramente, ma possa essere proprio la Lega anche a proporre che ci sia un tavolo con tutte quante le forze politiche, perché si riparta, come giustamente diceva il nostro conduttore, che si parta proprio da una riforma della giustizia. Credo che sia assolutamente urgente. Boff, cioè vi potete fare portavoce di questo? La sicurezza e le forze dell'ordine, cioè a chi dobbiamo chiedere? Al ministro dell'agricoltura? Cioè le chiediamo chi? Al ministro del turismo? Le chiediamo al ministro, la Morgese è il ministro dell'interno, cioè lo chiediamo al ministro dell'interno perché è il ministro dell'interno che si occupa di questo. Poi sul fatto che lei mi venga a raccontare che le forze politiche che stanno facendo delle leggi perché così poi hanno la visibilità, ma veramente è una ricostruzione fantascientifica quella che sta facendo, perché poi mi ricordo una cosa, forse mi sono spiegato male io, che non vorrei dire che ha capito male lei. Aspetta, adesso la faccio spiegare, Grigoletto, facciamo finire Boff e poi vi faccio spiegare. No, il caso di Mogliano, il giudice di primo grado e il giudice di secondo grado
avevano la stessa legge in mano, cioè non è che avevano due leggi differenti, non è che c'è una legge per un giudice e una legge per un altro. Questi avevano la stessa legge in mano, il giudice di secondo grado ha ridotto la pena a uno che ha quasi ucciso una ragazza. Cioè, di questo stiamo parlando, perché se le leggi sono sbagliate, allora o ha sbagliato il giudice di primo grado a dargli 7 anni, o ha sbagliato il giudice di secondo grado a ridurgli la pena. Cioè, capiamoci, perché non è che sono due codici differenti, il codice lo stesso, è il giudice che cambia. Ecco, a rigore di tecnico, credo che in questo caso la vicenda, insomma, la scelta riguardi sia strettamente legata alla minore età della persona, nel senso che ci diceva ieri l'avvocato Scussat nell'ambito di un percorso di riabilitazione, insomma non si vuole rovinare per sempre la vita a questo quindicenne, questo in soldoni, forse la minore età... Però alla ragazza sì gli si può rovinare la vita, tranciato cioè forati i polmoni, ha avuto 2 interventi. La ragazza poverina, poverino lui perché ha accoltellato una ragazza, poverino. Cerchiamo di aiutarlo, di andargli incontro, tutta la mia compassione al povero ragazzo che ha accoltellato una ragazza senza averne ragione, fra virgolette. Scusate. Non era una mia opinione, ma insomma era per entrare tecnicamente nell'ambito del perché probabilmente è stata questa scelta. Grigoletto, voleva un attimo rispiegare un attimo la cosa, si sentiva frainteso? Sì, no, ma probabilmente ho spiegato male io. È chiaro che io non intendevo assolutamente dire che non ci debba rivolgere il ministro dell'Interno piuttosto che quello dell'Agricoltura, questo va da sé. Intendevo dire e ribadisco che penso che la Lega abbia ben altri poteri che non quello soltanto di fare un'istanza al ministro dell'Interno, no? Quindi penso che possa muovere di più che non rivolgersi direttamente ovviamente al Ministro dell'Interno, questo intendevo dire, non che debba rivolgersi al Ministro dell'Interno. Ecco. Detto questo, non ho nemmeno detto e nemmeno lo penso che ci siano forze politiche che vogliono fare leggi per interesse politico, ma piuttosto ho il dubbio a volte, è un dubbio mio personale, che a volte qualche forza politica abbia l'interesse a mantenere lo status quo per magari forse un interesse anche elettorale, mettiamola così, e politico. È diversa la cosa. Grazie. Eccolo, Boffo, quindi è possibile, insomma, farete spingerete anche i vostri parlamentari per poter riprendere in mano questo tema? Il tema della giustizia, proprio della giustizia. Basta che i parlamentari del PD, che Grigoletto spieghi ai parlamentari del PD che accolgano gli emendamenti presentati, le mozioni presentate dai nostri parlamentari, anche dall'onorevole Paolin e dagli altri onorevoli, da mesi presentate per l'implementazione delle forze dell'ordine, per il ripristino degli organici all'interno delle caserme che sono sotto organico, per avere maggior sicurezza, per ad esempio dei provvedimenti legati alla problematica delle baby gang. È già tutto depositato, i nostri parlamentari stanno lavorando, accogliete le proposte che sono state fatte e parte del problema forse l'abbiamo già risolto. Allora vedremo se questo poi accadrà. Allora io direi così, avverto anche la regia e mi sono dimenticato di ringraziarli, ringrazio adesso Francesco Cerone e Marco Galeazzo. Anticipiamo la pubblicità così poi andiamo dritti fino alla fine e cambiamo argomento. Pubblicità. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione, l'ultima parte. Abbiamo parlato fino adesso insomma della questione giustizia e criminalità, adesso invece torniamo a parlare del Covid, siamo al secondo giorno dalla fine dello stato di emergenza. Intanto avverte il Corriere della Sera, sono in arrivo le multe per gli over 50 non vaccinati, i primi 200.000 avvisi sono già stati consegnati dall'Agenzia delle Entrate a Poste Italiane che li ricapeterà in questi giorni, altri partiranno a breve, la macchina ormai è a regime, sono previste circa 100.000 lettere in Italia pronte all'invio ogni giorno, in tutto sono quasi 2 milioni di italiani che riceveranno la sanzione da 100 euro per non aver rispettato l'obbligo di immunizzazione imposto dal governo per la fascia di età più a rischio di complicazioni in caso di infezione da Covid. Queste dunque le multe che stanno per arrivare. Vorrei parlare però, iniziare con voi a parlare della questione scuola, poi magari vediamo anche come la vedete un po' questo allentamento delle restrizioni fino che ci porterà a maggio alla fine sostanziale delle restrizioni. Abbiamo avuto in collegamento un'ora fa circa
un presidente, segretario provinciale anzi del sindacato SNALS della scuola, che ci parlava insomma di una prima giornata a livello di scuola caotica dal punto di vista dei docenti che sono tornati a scuola, i docenti Novax. È il problema sollevato in questi giorni dai presidi, che non possono fare lezione e quindi vengono messi a fare altre mansioni. C'è anche addirittura un allungamento delle ore di lavoro, quindi insomma c'è una protesta in atto e partiranno anche delle diffide ai presidi. Allora parto da chi è nella vita fa l'insegnante, quindi con il solito doppio ruolo, insomma un po' da politico, un po' da insegnante. Come l'ha vissuto? Da quello che ci può raccontare, insomma, questo primo giorno, insomma la giornata di ieri, cosa facevano gli insegnanti Novax, da quello che ha potuto vedere? Ma io direttamente non ho potuto appurare alcunché, nel senso che nella mia scuola non c'è questo problema, e lo chiamo problema perché è un problema, è un grosso problema, è un problema certamente di gestione, perché non vorrei essere un dirigente scolastico in questo momento a dover provvedere a trovare una soluzione, ed è un problema anche dal punto di vista dell'equità. Io credo che quando una persona viene retribuita perché fa qualcosa, perché lavora, non viene pagata per non andare a lavorare. Fondamentalmente questi colleghi non eserciteranno in ogni caso le funzioni per le quali sono stati assunti dallo Stato e per le quali dallo Stato vengono pagati. Io ritengo che non sia assolutamente giusto, ma vorrei aggiungere, forse il segretario provinciale dello SNALS lo ha anche detto prima, vorrei anche aggiungere un'altra cosa che secondo me è altrettanto grave, e cioè questi insegnanti che non potranno rientrare in classe perché non possono ovviamente entrare in contatto con gli studenti, ma che non potranno frequentare nemmeno la biblioteca, non potranno frequentare le mense, non potranno frequentare le segreterie, quindi non si sa che cosa potranno fare da qui fino alla fine dell'anno scolastico. Ebbene, questi insegnanti continueranno ad essere sostituiti da dei supplenti. La cosa scandalosa, e sottolineo scandalosa, è che questi supplenti non verranno pagati dallo Stato ma dai fondi di istituto, cioè ogni istituto dovrà pagarsi i supplenti di questi insegnanti. Dunque, ricapitolando, questi insegnanti Novax rientrano a scuola per non lavorare e vengono pagati dallo Stato. Nello stesso momento vengono suppliti da insegnanti, da supplenti appunto, che vengono pagati con i fondi di istituto. Poi i fondi di istituto, che non è che siano le miniere d'oro alle quali attingere, no, sono abbastanza ridotti e servono per la formazione, servono per la vita scolastica, servono per le cose che sono utili alla gestione ordinaria dell'attività scolastica. Ecco, da lì dovranno essere prelevati per pagare i supplenti. Dico che è una cosa veramente che ha dell'assurdo, semplicemente dell'assurdo, anche perché, insomma, ripeto, non vorrei essere un dirigente a dover immaginare qualcosa da far fare a queste persone, che probabilmente dovranno anche rientrare in una sorta di torre d'avorio, perché non possono entrare a contatto con nessuno. Ci diceva il segretario provinciale di un caso, per esempio, di un insegnante, questo ho chiesto ad esempio di venire al pomeriggio, non si sa fare cosa quando non ci sono i ragazzi. Ecco, forse potrebbe andare anche di notte, a questo punto forse ancora meglio, quindi non rischia di trovare proprio nessuno. Ecco. E magari potrebbe essere di notte, sì, così magari sorveglia, non potrebbe nemmeno attivare l'allarme e quindi sorveglia l'istituto, perché probabilmente quella potrebbe essere una funzione. Sì, è una cosa veramente... Ecco, come doveva essere gestita secondo lei questa cosa? Ma io credo che, come adesso arriveranno le multe alle quali faceva riferimento, irrisorie di 100 euro, io penso che ogni scelta comporta delle conseguenze, bisogna essere coerenti fino in fondo. Allora io penso che hanno deciso di non vaccinarsi, bene, concludono l'anno i loro supplenti e loro rimangono a casa come avevano iniziato a fare a gennaio con l'interruzione dello stipendio, perché invece la maggior parte degli insegnanti ha fatto 3 dosi, ha accettato di fare questo, anche tanti colleghi obtorto collo hanno deciso di farlo, però lo hanno fatto per lavorare, per continuare a lavorare, e non si capisce perché ci devono essere queste disparità. Quindi, per rispondere ancora alla sua domanda, ecco, dovevano continuare a stare a casa senza percepire lo stipendio. Per me non ci sono altre soluzioni, sinceramente, non ne vedo di praticabili quantomeno. Boff.
Ma sono in parte d'accordo con Grigoletto, nel senso che secondo me adesso, cioè, a volte, cioè, così come bisogna essere repentini nelle scelte e nelle decisioni quando si è di fronte a un'emergenza sanitaria, un'alluvione, cioè devi decidere velocemente, devi cercare di decidere, a volte non sei neanche sicuro di quello che decidi, però devi cercare di agire per risolvere i problemi dei cittadini, tanto più quando l'emergenza viene meno. Secondo me bisogna dosare anche un po' le scelte e magari avere il coraggio anche di cambiarle quando si vede che sono irrazionali. Allora, io dico, no, la gente può tornare a lavorare, chi non è vaccinato, non dividerei il mondo fra chi si è vaccinato contro chi non si è vaccinato. Ormai ne stiamo uscendo dal tunnel, non creiamo ulteriori tensioni. Cioè, io sono vaccinato terza dose, ma non l'ho fatto per gli altri, l'ho fatto per me stesso. Io volevo essere sicuro, io mi sono fatto 3 dosi di vaccino, spero che così di essere sicuro, se poi sarà necessaria la quarta farò la quarta, ma lo faccio per me. E se questo poi serve, è utile anche agli altri, bene. Ma io dico, no, se uno rientra in un normale posto di lavoro facendosi il tampone, non è vaccinato, si fa il tampone, tiene sulla mascherina e fa la sua attività. Così come fa una qualsiasi attività. Cioè, un insegnante che non è vaccinato, abbiamo deciso che i lavoratori, e gli insegnanti sono dei lavoratori, rientrano al lavoro, si fanno il tampone, si verifica che queste persone sono negative, tengono sulla mascherina, insegnano ai ragazzi, cioè non vedo quale sia il problema, cioè creare attriti, frizioni su problemi che non esistono, cioè, questi o rimangono a casa, ma mi sembra ormai ingiustificato che queste persone rimangano a casa senza stipendio, ma se rientrano al lavoro, mettono sulla mascherina, si fanno il tampone 2 volte a settimana in modo che si controlla che non ci sia infezione, eccetera, e rientrano al lavoro normalmente. Cioè, dopo magari non so che dettagli, che sfumature giuridiche. Diciamo che questo è proprio il punto cruciale sollevato, uno dei punti cruciali sollevati proprio dai sindacati, perché il paradosso è che fino a prima il tampone serviva, adesso potrebbe servire il tampone, ma non serve, come se non valesse più. È questo che dicono, non ha senso, no? Ma il mio ragionamento non è per schierarmi su uno o con l'altro, per mettere in crisi uno o l'altro, ma a volte secondo me cerchiamo di percorrere anche dei ragionamenti di ragionevolezza, cioè a volte i nostri cittadini ragionano in maniera molto più ragionevole e razionale di quello che facciamo magari noi che facciamo politica, quindi mi sembra semplice, cioè quello che si applica per tutti gli altri lavoratori. I lavoratori della scuola sono insegnanti, personale ATA e altro, che sono dei lavoratori anche loro, trattiamoli come tutti gli altri lavoratori, fanno il tampone, rientrano al lavoro, insegnano ai ragazzi, qualche precauzione in più magari tengono sulla mascherina per tutela loro e per tutela anche dei ragazzi che devono comunque tenerla su, e continuano e vanno avanti ad insegnare e portiamo questo paese fuori dal caos che ci ha creato il Covid, eccetera, senza tanti problemi, voglio dire. Quindi secondo me ci vuole anche un po' di flessibilità, di ragionevolezza sulle scelte. Può anche succedere che io mi accorgo di fare una scelta che poi si rivela avere riflessi magari difformi da quello che pensavo. Bene, si corregge la scelta, si sistema la cosa e via. Cioè, secondo me in questo momento fare un provvedimento dove si dice gli insegnanti tornano a lavorare, si fanno il tampone, tengono sulla mascherina, non è che ci voglia un doppio turno parlamentare per riuscire a decidere questa roba qua. Si modifica in quel senso, gli insegnanti tornano, insegnano e non è, secondo me, non bisogna prenderla come un torto per chi si è vaccinato, cioè, usciamo da questo concetto. Chi si è vaccinato responsabilmente si è vaccinato per se stesso, ha fatto un bene anche per gli altri. Abbiamo una residua percentuale di popolazione che non l'ha fatto per convinzione, per opposizione, per quello che vogliamo, ma eviterei di continuare a irrigidire posizioni che francamente ormai non hanno senso, visto che appunto andiamo fuori, andiamone fuori serenamente senza ulteriori attriti. Grigoletto. Ma guardi, a me pare che a Boff, ma forse non solo a lui, sfugga una cosa, che non ne siamo usciti proprio. Cioè i contagi, ma avrà ben presente, ne sono sicuro, stanno addirittura riprendendo. Quindi non è vero che è finito tutto e che questi che non sono vaccinati possono tornare e mettere la mascherina, ma sì, tanto sai com'è, va bene, tanto ormai siamo usciti. Non ne siamo affatto usciti.
non ne siamo affatto usciti, e quelli che non sono vaccinati è chiaro che sono veicoli di contagio, possono mettersi quante mascherine vogliono, e abbiamo visto anche, peraltro, che anche i vaccinati ovviamente contraggono il virus e possono essere a loro volta veicoli di contagio, perché sappiamo che le dosi a un certo punto svaniscono nel loro effetto, no? E quindi non è finita. Non è una questione, certo c'è una questione anche di giustizia, è chiaro, di equità, ma ci deve essere, perché di questo ne parlerò fra un attimo. Vorrei ribadire però questo aspetto, perché se ci dicono, beh, guardate, con il 1° aprile è tutto finito, va bene, allora per carità facciamo il tampone, questi rientrano, quindi troviamo un compromesso. Ma il problema è che dalla pandemia non possiamo dire di essere ancora fuori. Vediamo quello che sta succedendo non solamente nel nostro paese, direi anche nella nostra provincia, ma quello che sta succedendo nel resto del mondo, in Europa e nel resto del mondo. La ripresa dei contagi, e ci hanno anche detto che probabilmente l'autunno potrebbe esserci, Dio non voglia, un'altra ondata. E allora di cosa stiamo parlando? Non dobbiamo sottovalutare questo rischio. Per questo dico che il problema è ancora assolutamente aperto. Detto questo, non è certamente, c'è l'aspetto indubbiamente anche dell'equità, e quindi, però sono d'accordo che nemmeno io sono dell'idea e sostengo di che sia importante e che sia necessario assolutamente, anzi al contrario, alzare il livello di tensione. Però dico che un'altra cosa, noi siamo a scuola, il nostro ruolo di insegnanti non è solamente trasmettere delle nozioni, no? Ma anche di educare. Allora mi domando, e chiedo anche a Boff, che so sicuramente che ha una sensibilità di questo tipo, ma cosa insegniamo a questi ragazzi? Che esempio stiamo dando a questi ragazzi? Che allora con la furbizia, hai visto, avevo ragione io, hai visto che alla fine poi ho vinto, alla fine ci ho rimesso 2 o 3 mesi di stipendio e basta, e poi alla fine ce l'ho fatta io. Che cosa stiamo insegnando a questi ragazzi? Io me lo pongo questa questione, e secondo me è una questione che è bene che anche la politica prenda a considerare, e che cominci a fare anche una riflessione pubblica. Sì, no, mi scuso con Grigoletto e con i telespettatori, probabilmente la mia comunicazione è arrivata in modo errato, nel senso che non è che siamo fuori dalla pandemia. La situazione attuale della pandemia ci dice che la pressione sugli ospedali non è quella che conoscevamo prima, quindi la pressione sanitaria, i contagi ci sono, ma i contagi ci sono sia per i vaccinati che per i non, però ovviamente le problematiche a livello di ospedali che avevamo prima non sono quelle di oggi. Oggi fondamentalmente quelli che io ho sentito, c'è una piccola parte di ospedalizzazioni rispetto al precedente, quindi però la mia comunicazione non era corretta, quindi ha fatto bene a correggere il tiro Grigoletto, perché rischiava di passare un messaggio non corretto, lo ringrazio. Per quanto riguarda il messaggio che si manda, sì, è vero che fra virgolette ai bambini arriva un messaggio che è il più furbo, poi alla fine è quello che... Però non stiamo parlando di evasione fiscale, non stiamo parlando di il furbetto del quartierino, eccetera. Stiamo parlando di un tema etico che era già precedente al Covid, legato alle vaccinazioni. Ricordiamoci che avevamo già famiglie che non vaccinavano i bambini perché non volevano vaccinarli, e non gli facevano neanche i vaccini obbligatori ai ragazzi, e voglio dire, veniva tollerato il fatto che vi fossero dei bambini che andavano a scuola che non avevano le vaccinazioni, perché le famiglie eticamente, per una convinzione loro, per chissà che strano motivo, non volevano vaccinare i bambini. E anche se una quota residuale, però ce l'avevamo anche prima, non è che non ce l'avessimo. È vero, il messaggio che passa è quello che la fa franca chi è più furbo, però non la metterei proprio sul piano come altre tipologie di infrazione alle indicazioni dello Stato, che potrebbero essere appunto l'evasione fiscale, piuttosto che chi si comporta male, piuttosto che chi fa il furbetto. In questo caso c'è il tema di fondo magari un po' più organico, si tratta di un trattamento sanitario, eccetera eccetera, per cui è un po' più difficile, pur condividendo per questo aspetto la posizione di Grigoletto, che giustamente vogliamo essere come gli altri stati d'Europa. Negli altri stati d'Europa se c'è una legge la si rispetta.
Ecco, quello che avete detto voi, sia lei Boff che Grigoletto, è sostanzialmente un po' in linea con quello che ha detto il ministro D'Incà 2 giorni fa al Question Time proprio sulla norma, spiegando perché di questa norma. Ha detto: gli insegnanti inadempienti disattendono il patto sociale ed educativo su cui si fonda la comunità nella quale sono inseriti. Il pure semplice rientro in classe avrebbe comportato un segnale altamente diseducativo. Per questo si è dovuto trovare un ragionevole equilibrio, un compromesso tra il diritto dei docenti non vaccinati di sostentarsi e il loro dovere di non smettere mai di fornire il corretto esempio. Quindi immagino che siate d'accordo con questa interpretazione. Sì. Sì, assolutamente d'accordo, sì. Dopo, se mi permette mezzo secondo, certo. Sì, capisco la distinzione che fa Boff, giustamente, per carità, non è la stessa cosa, sono due cose diverse, di natura diversa, il reato fiscale, però è anche vero che in ogni caso non è che sia da meno il procurare contagio, visto quello che è successo, insomma, visto i morti che ha prodotto nel tempo, e visto soprattutto anche che con i vaccini, come Boff ha anche detto prima, insomma, con i vaccini siamo riusciti a contenere quel fenomeno e a ridurlo, e se adesso auspichiamo, ci avviamo, speriamo prestissimo verso l'uscita, è grazie appunto alla massiccia campagna di vaccinazione alla quale la maggior parte dei cittadini ha aderito. Dopodiché è altrettanto vero quello che lui rileva, cioè che alle elementari a un certo punto si è permesso ai bambini di non vaccinarsi, molti si è tollerato, ma la terza ondata chi ha colpito? Ha colpito proprio le scuole elementari, che sono andate assolutamente in crisi, hanno chiuso un sacco, soprattutto anche nella nostra provincia, un sacco di scuole elementari perché contagiate da bambini, no? E lì si ha riprova del fatto di quanto sia importante la vaccinazione, perché ovviamente il virus, quando non trova persone protette, va a colpire quelle che non lo sono. Ecco perché ritorniamo al discorso di prima, cari insegnanti Novax, vaccinatevi e tornate a fare il vostro lavoro, che è giusto che facciate, ma come tutti quanti gli altri, e per la salute di tutti, non tanto per fare solamente una questione di giustizia nei confronti dei colleghi, ma per garantire l'incolumità e la salute di tutti quanti i vostri concittadini. Il sindacato SNALS annuncia già diffide ai presidi, ricorsi. Lei diceva prima: non vorrei essere nei panni dei presidi, insomma, ma all'orizzonte c'è questo? Sì, io anche qui posso dire, sul sindacato ho anche una posizione un po' critica, anche perché ma la dico tutta, nel senso che a me l'esperienza amministrativa, che sono contento di aver fatto e che sono altrettanto contento di non voler più ripetere, però ha insegnato anche una cosa, e che Boff penso concorderà: quanto difficile sia governare, quanto difficile sia amministrare. Si fa presto, insomma, a dire ma devi fare, ti diffido, tu devi intervenire e fare, poi in realtà quando ti trovi a dover fare le cose, prendere delle decisioni, insomma trovare delle vie d'uscita, non è facile. Io ripeto, i presidi sono stati messi loro malgrado in questa situazione davvero tanto difficile, ingarbugliata, e sinceramente adesso manca solo che il sindacato vada a fargli anche delle diffide. Francamente mi sembra che è un po' troppo, mi sembra esagerato. Boff. Finalmente ragione, cioè è ovvio che quando ti trovi ad avere la responsabilità diretta e devi decidere, sai benissimo che a prescindere quella decisione che tu prendi andrà bene a chi gli stai simpatico, e sicuramente a prescindere non andrà bene a chi gli stai antipatico. Lì devi guardare un po', cioè io mi sono sempre posto questa domanda, cioè la decisione che io sto prendendo va nella direzione di risolvere un problema di carattere generale? Sì, quindi non è un problema specifico, ma è un problema generale che sto risolvendo. Quel problema generale va a vantaggio di poche persone o va a vantaggio della collettività? Sì, va a vantaggio della collettività e non va a vantaggio solo di uno. Bene. E quindi quando ti sei dato la risposta un po' a queste domande, devi agire e cercare di trovare dall'altra parte gente che comprenda il fatto che la scelta perfetta, cioè la soluzione perfetta non esiste. Esistono soluzioni criticabili. Criticabili ce ne sono tutte criticabili, perfette neanche una, perché ovviamente uno a un certo punto ha 1000 ipotesi davanti per scegliere qualsiasi cosa, e dopo a un certo punto non deve prendere una
e andare avanti per quella strada là. Avere il coraggio anche nel percorso di ammettere se qualcosa è sbagliato, di correggerlo, però di andare avanti per quella strada là. Purtroppo una cosa che mi ha insegnato e avrà insegnato anche Gregoletto l'esperienza amministrativa è proprio questa percezione di dover decidere, di dover fare qualcosa per gli altri, che a volte ti carica sulle spalle delle responsabilità che però devi assumerti insieme alle critiche, insieme a tutto il resto. E comunque, ripeto, il problema vero è che chi per mestiere critica è sempre in grado di criticare qualcuno che deve fare delle scelte, perché oggi c'è da fare una cosa e io troverò, voi immaginatevi, c'è qualsiasi scelta che voi fate anche nella vostra vita quotidiana, mettetevi dalla parte di chi vorrebbe criticarla, un motivo per criticarla la trovi sempre. In realtà, secondo me, bisognerebbe avere una visuale un po' più ampia, pensando a quale è l'interesse comune, l'interesse della collettività, e cercare di smussare gli angoli rispetto alle critiche. Cioè, una critica, se evidentemente una cosa va contro l'interesse della collettività, danneggia la collettività, danneggia il bene comune, allora va criticata. Ma nel momento in cui una soluzione trova fra virgolette riscontro nel risolvere un problema comune, eccetera, piuttosto siamo propositivi e cerchiamo di intervenire per dare un contributo a risolverla, cerchiamo di dare un consiglio se poi viene accettato. Ma purtroppo il Covid ha portato anche a questo, il Covid ha portato tanta tensione sociale, ha esasperato gli animi sicuramente, ha esasperato i toni, sì. Per cui c'è sta volontà di criticare a prescindere, di attaccare a prescindere, che è diventata molto più accentuata rispetto a quella che erano. E non so se si tornerà indietro su questo, forse è una ferita che resterà aperta. Parlavamo proprio di decisioni, no? La decisione è quella che poi dal 1° maggio il Green Pass di fatto non esisterà più, le mascherine potranno essere tolte anche all'interno, quindi il via libera finale. Ne parlavamo prima, non siamo ancora usciti dalla pandemia di fatto, anche se ovviamente, lo ricordavamo, i contagi stanno aumentando, ma sono sostanzialmente gestibili. La pressione ospedaliera, per quanto sta comunque salendo anche da questo punto di vista. Siete, come dire, non dico preoccupati, ma insomma, come la vedete dopo il 1° maggio, quello che probabilmente sarà il Libera Tutti? Gregoletto. Ma guardi, io ho la mia filosofia, che fatto 30 facciamo anche 31, insomma non sarà un mese in più o un mese in meno, insomma ormai se serve, piuttosto che ci sia il rischio di tornare indietro, io sarei dell'idea, vediamo come vanno le cose, insomma vediamo come sarà a fine aprile e poi si potrà decidere. È vero che andiamo verso la bella stagione e abbiamo anche i dati degli scorsi anni, insomma, per cui l'estate sappiamo che con il caldo il virus non si diffonde, non attecchisce più di tanto, però osserviamo intanto anche quello che succede negli altri paesi, vediamo come sarà la situazione e io penso che se anche si dovesse tenere la mascherina in un altro mese, insomma non credo che comporti un grossissimo sacrificio. Non so, io sarei un po' attendista e un po' prudente ancora un po'. Bof, vedremo anche dopo il 1° maggio mascherine sul volto per prudenza, secondo lei? Ma io direi una cosa, io proprio allacciandomi al discorso di prima, appunto, chi ha amministrato, cioè la cosa che dobbiamo ripristinare nella nostra società è la fiducia. Io fondamentalmente quando vado da un medico, quando devo andare in ospedale, raramente per fortuna, ma tutti si pongono il problema di andare a controllare su Google, eccetera. Molti mi chiedono: ma da che medico sei andato, ma da chi ti sei fatto visitare? Cioè io vado, incontro all'interno dell'ospedale una persona che è laureata in medicina, parto dal presupposto che se è un medico comunque il suo lavoro sa farlo, ho fiducia nella professionalità della persona che mi trovo davanti e non vado in cerca è uguale qua, come io nella mia azione amministrativa ho cercato sempre di agire responsabilmente nell'interesse dei miei cittadini, sono anche fiducioso che può succedere la persona che magari lo fa in malafede, ma ci sono tanti che comunque cercano di occuparsi del bene comune, della cosa comune, con responsabilità, con magari idee politiche, sfaccettature diverse, ma tutti quanti cercando di perseguire quello che è l'interesse collettivo. Per cui cerchiamo di fidarci anche un po' delle istituzioni, della scienza, se arrivati al 1° maggio la scienza, le istituzioni ci dicono guardate che forse sarebbe meglio portarla ancora a 15 giorni, non facciamo una tragedia, cerchiamo di
di reinstaurare quel rapporto di fiducia. Non pensiamo sempre che dall'altra parte chi amministra sia qualcuno che vuole fregare i cittadini, che vuole mettere in difficoltà i cittadini, le teorie complottistiche che vorrebbero vedere tutti poveri, tutti disastrati. Cioè, non è così, ci sono circostanze da gestire, a volte circostanze più facili, a volte circostanze più difficili. Chiunque a ogni livello cerca di farlo al meglio, anche perché in fondo poi chi si mette a disposizione per amministrare sono anche persone che lo fanno un po' anche per uno spirito di orgoglio personale, quindi vogliono poi anche essere riconosciuti per quello che fanno, e quindi, fra virgolette, quando non vediamo proprio un errore palese, una cosa grave, palese, cioè cerchiamo anche di avere un po' di fiducia e di ascoltare quelli che sono i consigli che ci danno, perché è inutile che io vado dal medico, poi il medico mi dà dei consigli, torno a casa, guardo su internet, mi convinco di qualcos'altro e il medico non capisce niente. Allora fammene andare dal dottore, cioè, voglio dire, cerchiamo di avere fiducia non siamo in un paese del terzo mondo, siamo in un paese dove grazie a Dio le università formano bravi medici, formano bravi professori, abbiamo persone capaci e competenti, non siamo la Repubblica delle banane, e quindi cerchiamo anche di avere un po' di fiducia, anche perché la fiducia, se noi abbiamo fiducia nelle istituzioni, viviamo meglio nel nostro paese, credetemi, cioè, provate a vivere la vita con un po' di più fiducia. Dopo i problemi non è che vanno nascosti sotto la polvere, ci sono sotto il tappeto, però cerchiamo di non vedere sempre in modo critico tutto ciò che ci viene proposto, perché non è sempre così, cioè, alcune soluzioni le si stanno trovando, si sta intervenendo, si potrebbe fare di più, si potrebbe fare meglio, per l'amor di Dio, sempre di più e sempre meglio, però comunque io vedo, insomma, che ci sono tante persone responsabili che stanno cercando di andare incontro e di risolvere i problemi. A proposito di decisioni, vi dico soltanto che in apertura della nostra prima edizione abbiamo avuto in collegamento un imprenditore veneto che vive a Shanghai e ci ha raccontato cosa sta accadendo a Shanghai, dove c'è un lockdown di 26 milioni di persone per nemmeno 10.000 contagiati, perché in Cina la strategia non è quella occidentale, insomma, della convivenza col virus, ma la strategia è quella del Covid-0, quindi la strategia è quella di annullare totalmente i contagi, e queste sono immagini incredibili che ci ha mandato proprio il nostro amico imprenditore bassanese a Shanghai. Questo per esempio, ecco, in fiera a Shanghai, questa struttura per gli asintomatici, questi sono soltanto gli asintomatici, quindi, e mentre i positivi vengono chiusi nei container, quindi è proprio un altro mondo, insomma, scelte diverse sulla strategia per il Covid. Voglio chiudere con Grigoletto, visto che abbiamo parlato di scuola, i ragazzi si avviano verso, abbiamo parlato di ragazzi, anche di giovani in questa prima edizione, parlando spesso delle baby gang, ma poi ci sono i ragazzi, insomma, c'è l'altra faccia della medaglia, la maggior parte dei ragazzi, i ragazzi che sono a scuola, i ragazzi premiati ieri in comune dell'Under 20 del rugby, insomma, l'altra faccia dei ragazzi. Ai ragazzi che si stanno preparando per la maturità, cosa dice da professore? Beh, che intanto la mia maturità la porto in gita la settimana prossima a Roma, e finalmente questa è una bella notizia anche per, come diceva Boff, ripristinare anche quel clima di fiducia. Si stanno preparando, non dobbiamo comunque dimenticare che in ogni caso negli ultimi 2 anni, anzi questo è il terzo, insomma, hanno comunque fatto un percorso un po' particolare, ecco, quindi è comprensibile che a questo appuntamento vadano con un po' di ansia che c'è sempre in ogni caso, ma certamente, come avendo il ministro voluto ripristinare di fatto la maturità vecchio stile, quasi, insomma, come era all'origine, insomma, c'è un po' di ansia, ma sono anche convinto che gli insegnanti che li conoscono, che li hanno accompagnati in questi anni, insomma, sapranno in quel momento anche valutare cosa hanno attraversato e come anche sono riusciti a fare fronte, perché guardate che la difficoltà della didattica a distanza sicuramente è stata per gli insegnanti, indubbiamente, ma per i ragazzi è stata davvero enorme la difficoltà, e con delle ricadute e dei risvolti che probabilmente nella loro interezza vedremo soltanto nei prossimi anni. Avrebbe preferito la maturità, diciamo, dell'anno scorso per questa fine pandemia? Secondo lei sarebbe stato meglio?
No, io penso che tornare alla normalità e anche con una maturità insomma classica, diciamo così, io penso sia un bel segnale, sia importante. Devo dire la verità che mi soddisfa anche abbastanza comunque la decisione, in qualche modo chiamiamolo compromesso, al quale il Ministero è arrivato, che insomma reintroduce le prove scritte, però dando anche l'attribuzione di un certo punteggio anche alla seconda prova, che tiene conto anche di anni passati dall'altra parte dello schermo, insomma, ecco, quindi sì, si può fare, ma tenendo conto anche dell'oggettivo percorso che è stato fatto. Benissimo, io ringrazio Roberto Grigoletto e Gianangelo Boff per essere stati con noi, grazie davvero, grazie e buon weekend. Grazie a voi, grazie telespettatori. Grazie. Chiedo alla regia Francesco Cerone e Marco Galeazzo se ho ancora un minuto, così riusciamo a far vedere il servizio. Sì, allora, abbiamo raccontato prima così chiudiamo, abbiamo aperto e chiudiamo con le Baby Gang, quel servizio sulla spedizione punitiva del 2020 nel Vicentino, che adesso ha portato anche a individuare questa banda. Gang violenta. I carabinieri della tenenza di Due Ville identificano 12 giovani poco più che ventenni, indagati in concorso per rapina a mano armata, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato di proprietà privata. Episodi gravi che risalgono all'estate del 2020, quando un gruppo composto da una quindicina di ragazzi provenienti da diverse zone del Vicentino, a bordo di 3 automobili, sarebbero piombati nella frazione di Cavazzale a Monticello Conte 8 per compiere quella che gli investigatori definiscono una vera e propria spedizione punitiva, maturata in seguito a una partita di droga non pagata e per uno sgarro da vendicare in quanto il fratello del capobanda era stato malmenato qualche giorno prima. Le indagini appurano che la banda era alla ricerca di 2 pregiudicati, ma non sapeva quali fossero le loro abitazioni. Per questo i membri della gang avrebbero iniziato ad aggredire, picchiare e rapinare indistintamente chiunque si trovasse sulla loro strada per farsi dare l'indirizzo. Le vittime sono 4 giovani, di cui 3 minorenni, totalmente estranei ai fatti e colpevoli solo di essersi trovati a chiacchierare su una panchina nel centro di Monticello Conte 8. Per questo sono stati picchiati selvaggiamente e rapinati con un manganello estraibile e con alcune bottiglie di vetro. Terrorizzate quella sera, le giovani vittime hanno provato a suonare all'impazzata i campanelli delle case dei dintorni per cercare riparo. Da quel che risulta, alcuni membri della banda, non contenti, si sarebbero ripresentati anche il giorno successivo, probabilmente portando con loro anche una pistola scacciacani. Trovata all'abitazione di uno di quelli contro cui volevano vendicarsi, avrebbero anche tentato di abbattere il cancello per poi fuggire all'arrivo dei carabinieri chiamati dai residenti della zona. Dei 12 giovani individuati dagli investigatori, 3 sono nati in Romania, 1 in Marocco, 1 in Senegal e 5 in Italia. Uno è al momento irreperibile, non si esclude che possa trovarsi all'estero, un altro è deceduto alcuni mesi fa in un incidente stradale. Gli inquirenti non escludono che la gang possa essere stata protagonista di altri episodi criminosi non ancora denunciati. I componenti della banda risultano tutti indiziati di altri gravi reati commessi nello stesso periodo in tutta la provincia di Vicenza per fatti non connessi, tra cui anche i gravi episodi avvenuti nella notte di Capodanno del 2021 sull'altopiano. Nell'occasione 2 fratelli, considerati leader del gruppo, sono indiziati insieme ad altri indagati di aver messo a soqquadro un hotel di Roana, di aver picchiato anche alcuni clienti e persino aggredito i carabinieri intervenuti. È tutto per questa prima edizione, prossimo appuntamento alle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Arrivederci.